Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, sono le 7 del lunedì 3 giugno. Oggi avremo due ospiti che si collegheranno con noi. Il primo sarà Giovanni Bredeon, che è candidato sindaco a grado con Fratelli d'Italia. La seconda ospite sarà Giorgia Tripoli, che si collegherà con noi. Giorgia Tripoli è candidata alle europee con la lista Libertà. Diamo uno sguardo alla pagina meteo, una piccola depressione presente sulla Corsica e che fa fluire correnti meridionali sul nord Italia. Oggi si porterà sull'Alto Adriatico e poi sulla Slovacchia. Sulla regione permarranno condizioni di moderata instabilità. Per oggi cielo variabile o nuvoloso, saranno possibili deboli piogge sparse, locali rovesci o qualche isolato temporale, più probabili nelle ore pomeridiane e serali e nelle zone interne. Temperature minime 17 gradi, le massime oscillano fra i 20 e i 23 gradi centigradi. Migliore il quadro per domani, cielo variabile con più sole verso la costa, possibili deboli piogge sparse, locali rovesci o anche qualche isolato temporale, più probabile nelle ore pomeridiane e serali e nelle zone interne della regione. Per domani temperature minime 17-19 gradi, massime 20-23 gradi centigradi. Il Corriere della Sera, che apre con Mattarella, bufera sulla legge, il carroccio, sovranità, l'Unione Europea, il Presidente si dimetta, il Partito Democratico dice inaccettabile. 2 giugno, tweet di Borghi a fondo di Salvini. Poi la correzione, Tajani dice solidali con il capo dello Stato. In apertura vediamo anche la vignetta di Giannelli con il tricolore, 2 giugno 2024. La Premier ha chiesto una marcia indietro e alla fine Meloni parla a Salvini, chiarire e spazzare il campo dalla richiesta di dimissioni che non sta in piedi. Le armi dell'Italia a Kiev, ma solo per la difesa, batteria antimissile e antiaerea, varato dal governo il prossimo pacchetto di aiuti all'Ucraina, inserita una seconda batteria SAMP-T a medio raggio. Quel richiamo alla Costituzione, rimanda Marzio Breda a pagina 3, con la linea del Colle, molto rumore per nulla, bisogna ricorrere al titolo della commedia di Shakespeare a partire dagli elementi di farsa, in questo caso per niente comici, se si vuole fare un bilancio della sortita consegnata ieri alla Lega attaccando Sergio Mattarella nella festa della Repubblica. Il coraggio è il valore dell'età, scrive Beppe Severnini, Ancelotti e noi, guardando la finale di Champions con il Real Madrid che ha vinto sul Borussia Dortmund sabato sera, conquistando la 15ª Champions League per la squadra di Madrid e la 5ª per Carlo Ancelotti, allenatore italiano già al Milan, con il quale vinse una delle Champions da allenatore. Taglio alto, Bagnaia e Bastianini in trionfo, Ducati da sogno, prime 4 il Mugello, accanto leggiamo il giornalista Massimo Fini, c'è la politica e gli amori. L'astensione colpisce meno i giovanissimi, era il 1950 e Jean Monnet, universalmente considerato il padre della comunità economica europea, così diceva: non c'è futuro per i popoli europei se non nell'Unione, e da allora si è costruito molto. Il ruolo forte dell'Europa e il perché bisogna andare a votare. I 10 milioni di giovani che hanno avuto più benefici sono più europeisti, donne, sud, disoccupati. Cosa fa l'Unione Europea per loro? Grandi astensionisti, serve una legittimazione più forte per il Parlamento di Strasburgo, scrivono Milena Gavanelli, Simona Ravizza e Alessandro Riggio alle pagine 8 e 9 del Corriere. Ordine, studio, ferocia, la lavagna di Spalletti, i comandamenti del CT per gli azzurri esposti a Coverciano. I nostri comandamenti, c'è questo riquadro con l'allenamento e Spalletti e poi questo cerchio con le linee guida dell'allenatore che poi sono diventate anche mediatiche, il controllo, la pressione esterna, bisogna poi andando a leggere vedere che ci sono concetti sia tecnici che comportamentali. Cantante uccisa, l'ombra dell'eredità, riaperta l'indagine, riaperto il caso della rocker di Erba scomparsa 2 anni fa, Polesine, Greta Spreafico, all'epoca 53enne, era arrivata a Porto Tolle per vendere una villa, ora si indaga per omicidio, c'è un indagato, le liti con l'ex e l'eredità. Scrive kafkiano Alessandro D'Avenia nella rubrica Ultimo Banco, che ci permette di chiudere la pagina del Corriere e aprire quella del Piccolo, che in apertura, come buona parte dei quotidiani del Triveneto, si punta ancora a quello che è accaduto nel Natisone,
Trovate Bianca e Patrizia, il Natisone ha restituito i corpi delle due ragazze, continuano le ricerche del loro amico Christian. La tragedia dei 3 giovani, il volontario che ha intravisto per primo una delle disperse, un colpo al cuore, sono genitore anch'io, ha detto una delle persone che le ha individuate per prime. Poi sono state estratte le 2 ragazze che vedete in foto, purtroppo non ce l'hanno fatta, la furia del fiume, il maltempo di questi giorni e anche quella scelta che hanno fatto i ragazzi di recarsi su un posto comunque pericoloso quando c'è del maltempo è costato la vita alle 2 giovani. C'è il terzo, il ragazzo che è disperso e le cui ricerche del corpo sono tuttora in corso. E c'è dunque la foto delle 2 ragazze, i familiari, il papà di Patrizia e le giornate trascorse a fianco dei soccorritori. Ha sperato fino all'ultimo di poter riabbracciare sua figlia, anche ieri ha seguito a distanza il lavoro dei soccorritori, li ha osservati dal ponte cercando di cogliere nei loro sguardi, nei loro volti qualche notizia positiva, purtroppo mai arrivata. Il padre di Patrizia Cormos non riesce a darsi pace. Giustamente il dolore della famiglia. Andiamo a leggere le altre notizie. Il 2 giugno diventa un caso, la Lega attacca Mattarella, Forza Italia si dissocia. Se il Presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione Europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi perché la sua funzione non avrebbe più senso. E il senatore della Lega Claudio Borghi a dare fuoco alle polveri con un contundente attacco diretto al Capo dello Stato. Il motivo del contendere è decisamente politico e riguarda le diverse visioni sul futuro dell'Europa a pochi giorni dalle elezioni che, ricordiamo, si svolgeranno l'8 e il 9 di giugno, quindi questo fine settimana. Zelensky contro la Cina, vuole far fallire la conferenza di pace, dice Zelensky. Regeni, si riapre rebus date, era vivo il 29 gennaio 2016. Queste le ultime riguardo al caso Regeni e quello che è considerato un rebus sulle date del torture, del suo ritrovamento del ritrovamento del suo corpo e dunque anche il giorno della morte del ragazzo. Le vere riforme per una giustizia più efficiente, scrive Bruno Cherchi nella sua analisi che guarda alle mosse del governo. Andiamo poi a vedere premierato il Partito Democratico la regola del contrario, scrive Fabio Bordignon. La decisione del Comune, via San Michele, cantieri aperti fanno rinviare il senso unico, pagina 18, il punto sulla viabilità della strada nel rione di San Vito. Il campo di basket della Servolana, nuova gara per il rifacimento nel progetto che è stato indetto dal Comune. La Coop Lister a caccia dei vecchi tessuti per la borsa del Papa e poi dalla musica ai cani, le regole dell'estate sulle spiagge di Muggia, a pagina 21, Ugo Salvini ci spiega come ci si dovrà comportare a Muggia, quali sono le prescrizioni e i divieti. La festa dei 20.000 per ultimo, buio, boato, musica, un fondale nero su cui prima è comparsa la scritta ultimo, portandola a tingersi di giallo, rivelando in carne e ossa i suoi 20.000 fan accorsi da ogni dove con una partenza a pieno ritmo con il capolavoro. Jeans nero, giacca lugata, bandana bianca e nera al collo e cappellino nero, portato ovviamente al contrario. In un secondo lo stadio Rocco si anima e neanche la pioggia ieri ha fermato il concerto che ha avuto luogo, come detto, allo stadio Rocco, ma ha piovuto ieri in serata e questo poteva un po' compromettere il corretto svolgimento, almeno la miglior fruizione di un concerto per lo più all'aperto. Andiamo alle prime pagine del Piccolo, torniamo purtroppo sul caso dei 3 ragazzi del Natisone. Le 2 donne sono state ritrovate, 2 ragazze molto giovani, Patrizia e Bianca, il recupero dei corpi e la disperazione, il ritrovamento nel tratto fra il Ponte Romano e quello di Leproso. È probabile che la morte delle 2 ventenni sia sopraggiunta pochi istanti dopo il passaggio nella forra. I vigili del fuoco, in campo tutte le risorse possibili, continueremo finché non individueremo anche il terzo disperso. Queste sono le 2 ragazze, a sinistra Bianca Doros,
nella sua foto del profilo TikTok, a destra Patrizia Cormos, anche questa foto presa dal suo profilo social. Sulla destra ancora l'auto ritrovata a Premariacco, il punto 2 i ragazzi sull'isolotto Premariacco Beach, nel punto 3 il tentativo di salvataggio con la fune che è stata gettata affinché si potessero aggrappare, aspetto che però non è riuscito perché per poco proprio non è stata aggrappata questa cima che avrebbe potuto salvare i ragazzi o quantomeno dare una speranza per non essere inghiottiti dal fiume. Le lacrime del volontario, ho visto la ragazza tra i sassi e gli arbusti, è stato un colpo al cuore. I gruppi di Talmassons e di Medea hanno scandagliato il fiume, abbiamo trovato una scarpa e poi Patrizia coperta da ramaglie. Ha detto il volontario che l'ha trovata in lacrime. Vedere quel corpo raggomitolato, avvinghiato al tronco di un albero è stato un tuffo al cuore. È rotta la voce di Flavio Toneatto, volontario del gruppo di protezione civile di Talmassons, nel ricordare quanto è avvenuto solo poche ore prima, un omone grande e grosso che fatica a trattenere le lacrime, ho anch'io una figlia di 23 anni, quindi vi potete immaginare anche insomma da parte sua una sorta di colpo al cuore, come ha detto lui, per non parlare dei familiari, logicamente, che erano in attesa di novità ed erano ancora speranzosi, aggrappati alla speranza di poter trovare vivi dispersi. C'è ancora il ragazzo cui corpo non è stato trovato. Strazio del papà di Patrizia, il campo base fino alla fine, nulla mi può consolare, sono rimasto qui. Non volevo che la mia bambina si sentisse abbandonata. La solidarietà di un intero paese, la comunità vicina alle famiglie, lo zio della ragazza, siamo distrutti, non auguriamo una cosa del genere nemmeno al nostro peggior nemico, ha detto lo zio. L'angoscia dell'attesa, il fratello di Christian si precipita sull'argine insieme all'amico che l'accompagna dall'Austria, dice di sperare ancora. La vicenda è seguita anche dalla TV e dal consolato romeno a Trieste. Ricordiamo i due dei tre ragazzi sono di origine rumena e venivano da fuori per una visita in Italia, per quanto poi entrambi fossero ormai come dire, abituati di stanza fondamentalmente in Friuli Venezia Giulia, quindi i parenti sono venuti anche dall'estero proprio per la speranza di ritrovarli ancora vivi, o perlomeno ancora il ragazzo che risulta disperso. La mamma di Bianca non si dà spiegazioni, non doveva essere lì. Attorno a lei i cugini della ragazza e alcuni amici accorsi sul luogo quel giorno. La figlia era uscita per fare la spesa e comprare altre cose. Cambiamo argomento, andiamo alla politica. La Lega attacca Mattarella, insorgono le opposizioni. Proprio ieri, che era il 2 giugno, festa della Repubblica, Borghi chiede le dimissioni, non è la giornata dell'Europa. Tajani si dissocia, Salvini frena. Il Quirinale per ora resta in silenzio. È chiaro che però dichiarazioni di questo tipo scuotono e non poco la politica di centrodestra, di maggioranza, a pochi giorni dalle elezioni europee, mossa, secondo alcuni, proprio voluta in chiave elezioni, anche per manifestare un dissenso nei confronti dell'apparato europeo che fino ad oggi, a detta di molti partiti, ma anche esponenti, non ha funzionato come da premessa. Il leader del Carroccio dice non corretto parlare di sovranità europea durante il 2 giugno. Schlein attacca e accusa Meloni, distoglie i cittadini dai temi, botta e risposta tra le leader a pochi giorni dalle elezioni europee. L'affondo della segretaria in televisione: non sono un jukebox che parla a comando, dia lei le risposte. Questo rientra ancora nella campagna elettorale e lo scambio di accuse tra le due leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, del Partito Democratico, Elly Schlein. La festa delle Repubbliche è una sfida sulla carta, il PD protesta in piazza, il dibattito, la lettera del Capo dello Stato, la Costituzione è lungimirante, nacque con la Liberazione, idem contro le due riforme, Gasparri, scelta eversiva, ha detto proprio il PD. A Roma la parata nella pioggia sfida l'Italia del 2 giugno, anche ieri
sotto l'acqua la sfilata della Polizia di Stato. La Premier in un post: ringraziamo chi ha donato la vita per questa nazione, ha detto Meloni. Ciriani al Sacrario, abbassiamo i toni, facendo comunità per il bene del Paese. L'invito del Ministro per i rapporti con il Parlamento alla celebrazione, un appuntamento, il principale per il 2 giugno in Friuli Venezia Giulia, poco partecipato. Mi dispiace di una così poca partecipazione della gente, ma sono sicuro che gli italiani hanno nel cuore questa festa ed amano il loro paese. Lo ha detto ieri mattina il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha rappresentato il governo alla cerimonia del 2 giugno svoltasi come tradizione al Sacrario Militare di Re di Puglia. Una manifestazione come sempre solenne, intrisa da un rigido protocollo, ma con i gradoni vuoti e con pochissime persone ai lati della via eroica, segno che anche in questo caso qualcosa va fatto per richiamare il pubblico che anni fa dava una visione diversa al Sacrario dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Dopo la preghiera per la patria, recitata dal cappellano militare Don Sigismondo Schiavone, la lettura della motivazione per il conferimento della medaglia d'oro al valor militare al milite ignoto dalla voce della partigiana Paola Del Din. Il discorso del ministro Ciriani in rappresentanza del governo, accolto tra gli altri dal sindaco di Fogliano di Re di Puglia Cristiana Pisano, dall'assessore regionale Callari, dal prefetto di Gorizia Ricciardi, dal commissario di governo Pietro Signoriello e dal comandante del Sacrario colonnello Massimiliano Fioretti. L'assessore regionale Callari dice: ricordare la storia per evitare gli errori del passato. Questo a Re di Puglia. Pagina successiva, andiamo all'estero. Zelensky attacca Pechino, lavora contro la pace, il presidente ucraino deluso. Alcuni leader ancora incerti sul vertice in Svizzera. In 7 giorni 1000 attacchi russi, le forze avanzano sul fronte di Donetsk. Accanto leggiamo Kasparov nel mirino, Mosca vuole processarlo, lo scacchista dissidente. E poi Ahmadinejad si ricandida al voto del 28 giugno nelle presidenziali in Iran. Nella stessa pagina, Israele adesso è pronto all'accordo, ma senza Hamas nella striscia di Gaza, vogliamo il rilascio degli ostaggi. Questa è la posizione di Israele per quanto sta accadendo nel Medio Oriente. Andiamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per il quadro della mattinata odierna ed eventuali segnalazioni proprio che riguardano questo lunedì 3 giugno. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno all'ispettore capo Paolo Gurtner, prego. Per quanto riguarda la giornata odierna, volevo far presente che rimangono ancora inibite le soste alle rive per la presenza della nave. C'è ancora chiusura di via Romagna all'altezza del civico 36 per lavori a Cegas. La bretella di collegamento da Largo Santos verso Piazza Duca degli Abruzzi continuano i lavori anche là, dureranno parecchio. Da oggi inizieranno dei lavori per chi si reca nella vicina Slovenia sulla statale 14 all'altezza di Pese, con un senso unico alternato regolato da Movierio semaforo, quindi direzione confine di Stato, e ci sono circa 33 luoghi in cui lavoreranno questa mattina varie ditte, avevano fatto richiesta. Diciamo le più grandi come dimensioni, come estensione, Viale d'Annunzio fra il 37 e il 39, e sempre d'Annunzio fra il 20 e il 22 per taglio alberi o comunque lavori sull'alberatura. In Lazzaretto Vecchio 13 e 15 e in Via del Rivo tra Molino a Vento e Via della Guardia iniziano riprese cinematografiche. Poi le ditte che prevedono la ricoloratura degli stalli di sosta e via dicendo per il comune lavoreranno in Catraro fra il 9 e il 2, fra il 6 e l'8, poi in Via Navali, in Via Veronese, Campo San Giacomo, Perugino, D'Annunzio, Piazzale di Simone, e poi ci sono tutti gli altri che faranno scavi o faranno traslochi, sono disseminati un po' ovunque: Via del Toro, Fabri, Contovello, Viale d'Annunzio di nuovo, Sette Fontane, Soncini, D'Annunzio, San Maurizio, Botticelli, Battisti, penso di averle tutte, Via dei Lloyd, Viale Miramare, Vicolo Ospedale Militare, Muzio, Giulia, 49, Capodistria. Quindi chi ha i veicoli là sappia che ci sono dei lavori. Il codice della strada prescrive solamente le 48 ore di preavviso di posa della segnaletica, preavviso da parte della ditta, non sicuramente da parte nostra verso chi ha lasciato la macchina, per capirsi. Sì.
e altre cose non avrei da riferire. Al momento il traffico è tranquillo, la notte è andata anche bene e ieri a 00:20 è stato riaperto tutto il discorso del concerto. Certo. Altre cose non avrei. Benissimo, grazie all'ispettore capo Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti quanti. Proseguiamo ancora dal piccolo, 10 minuti prima della pubblicità, l'esordio del maxi traghetto Dalmazia, l'acquisto della Iadrolinea, da oggi è operativo sulla tratta Ragusa-Bari, può trasportare 1800 persone e 350 veicoli. È uscito dal cantiere di riparazioni navali Victor Lenac di Fiume, investiti 18 milioni di euro per il lavoro del trasporto marittimo. È rimesso a posto. Albona, nuova casa di riposo, può ospitare 50 anziani, l'inaugurazione che ha avuto luogo ieri, saluto del governatore istriano Boris Miletic durante l'inaugurazione stessa. Poi a Ragusa le nozze del figlio Rod Stewart, festa nuziale, c'è una piccola foto che riprende questo momento. Il mistero irrisolto, caso dei bimbi scomparsi, riaperto, dati per morti e in realtà venduti, indagine parlamentare in Slovenia sul presunto traffico di neonati negli ospedali tra gli anni 70 e 80 e viene riaperto questo che è stato un caso un po' irrisolto, si riapre con forza, leggiamo il caso Nestale Bebè, i neonati che sarebbero scomparsi da ospedali dell'allora Jugoslavia, dati per morti in realtà venduti da medici e infermieri in quello che negli anni scorsi è apparso come uno dei misteri più torbidi mai registrati nella regione, anche se finora non corroborato da prove concrete. Caso che negli anni passati ha scosso in particolare la Serbia ed è ora tornata ad attualità grazie a una decisione dell'Assemblea nazionale in Slovenia che ha ordinato di avviare un'indagine parlamentare fortemente voluta dall'opposizione per far luce su quella che è comunque una vicenda straziante. L'iniziativa voluta dall'opposizione, Hoivik dice, spariti più di 20.000 neonati e non sono sicuramente pochi. Caso Regeni, Giulio era ancora vivo il 29 gennaio del 2016. A Report il contenuto di un WhatsApp che getterebbe nuova luce sulla vicenda proverebbe che le autorità egiziane ai più alti livelli sapevano del sequestro. L'AISE avrebbe visto durante la prigionia tra il 25 gennaio e il 3 di febbraio. C'è un elemento dirompente che emerge dalla ricostruzione di Report. I servizi segreti italiani avrebbero visto Giulio tra il 25 gennaio e il 3 febbraio. Questo almeno sarebbe stato raccontato dalla moglie di un agente dell'AISE al Cairo a una cena e sarebbe arrivato all'orecchio dell'addetto dell'ambasciata che ha parlato con Auteri. Un dato inquietante che si incrocia poi con un altro fatto. Il super testimone ha raccontato a Report che Zena gli disse di essere venuta a sapere del ritrovamento del corpo di Giulio in mattinata, ben prima di quando lo apprese l'ambasciatore Massari, che secondo la versione ufficiale sarebbe stato poi il primo italiano a venire a conoscenza del rinvenimento in serata. La mattina del 3 febbraio inoltre il numero 1 dell'AISE, Alberto Manenti, incontrò il capo dell'intelligence egiziana. Insomma, i servizi avrebbero giocato un'altra partita rispetto a quella istituzionale dell'ambasciatore, ma il super testimone di Report ha aggiunto che a un certo punto probabilmente ci fu un deal tra Massari e i servizi e gli venne indicato di smettere di lavorare sul caso. Per Report questo è il meccanismo che ha portato al fatto che la ricerca dei responsabili non toccherà il livello più alto, quello delle coperture politiche e istituzionali, ha detto Ranucci nella puntata di Report, quindi ancora misteri attorno anche ai ruoli di determinate figure tra i servizi segreti e i servizi invece ordinari di polizia, altri invece guardano più al lato politico e diplomatico. Tampona le auto in coda al casello, 3 morti e 6 feriti a Rosignano. La tragedia sulla A12 nel Livornese, alla guida un tedesco colto da malore ha perso il controllo e nello schianto è deceduto assieme alla moglie. L'altra vittima è un 20enne fiorentino. Questo l'epilogo con le auto accartocciate dopo l'incidente. Bimba soffocata, la madre, ritardi nei soccorsi a Venezia, la comunità del Lido ancora scossa. Attende la data dei funerali di Elettra Friselle, morta a 18 mesi soffocata con un tappo di plastica mentre stava giocando nella casa di famiglia in via Nicosia al Lido, e quindi anche sui soccorsi
un punto di domanda da parte della famiglia. Ho afferrato Giada alle ginocchia e l'ho spinta giù dal cavalcavia, il femminicidio di Vigonza. Favero l'ha dichiarato agli agenti della mobile per poi ritrattare davanti al PM. Oggi ci sarà la pesatura del corpo per valutare l'ipotesi del sollevamento. L'omicidio di Giada, l'ipotesi del sollevamento in questa ricostruzione con le immagini accanto le due foto, lei Giada Zanola, 33enne, lui Andrea Favero, 38enne, accusato di averla uccisa gettandola dal viadotto. Impossibile accertare precedenti violenze, l'autopsia, corpo straziato dal passaggio di un tir e di altri veicoli, l'auto dell'indagato ha sostato solo per 1 minuto e 40 secondi. Gli scenari ricostruiti anche con i dati a disposizione. Il piano del governo, si cambia argomento, le vere riforme che servirebbero per una giustizia più utile ai cittadini, per andare incontro alle esigenze bisognerebbe rivedere l'accesso in magistratura e le valutazioni di professionalità. Sarebbe auspicabile una comune formazione dei PM e dei giudici con il coinvolgimento della classe forense. Nelle controversie civili questa riforma non ha nessuna ricaduta, restano intatti i tempi e le modalità delle decisioni senza alcun beneficio. Andiamo alle idee. Premierato, il Partito Democratico e la regola del contrario, scrive Bordignon. Scuola e religione, così può nascere una nuova strada per l'integrazione. La firma è di Francesco Iori. Sotto i nostri occhi, scrive, stanno cambiando i confini simbolici, spirituali e materiali del vivere collettivo. Ancora nella pagina con Franco Del Campo, quelle parole volgari entrate a palazzo. Con disciplina e onore, l'articolo 54 della Costituzione dovrebbe essere la guida fondamentale nel comportamento di chiunque faccia politica o, come si afferma dai cittadini ai quali siano affidate funzioni di pubbliche. Si tratta di un dovere, non di un vago consiglio alla buona educazione. Invece no, insulti, spintoni e quasi aggressioni si moltiplicano nel nostro scenario politico, forse a causa dell'eccitazione per le prossime elezioni europee. E di qualche giorno fa la rissa sfiorata al Senato, perché un nostro rappresentante, un po' fumantino, la definizione sua, stava per assalire un avversario politico ed è stato bloccato a stento da colleghi e commessi, ma anche l'altro sembrava pronto allo scontro ed era uno scontro non solo verbale, come detto, scrive Franco Del Campo, guardando agli atteggiamenti della politica in generale a livello parlamentare, ma poi a scendere, fra virgolette, a scendere anche nei livelli periferici e locali, nelle regioni, nelle province e nei comuni. Queste le idee. Andiamo alle prime notizie della pagina della cronaca di Trieste. A Rocco la festa dei 20.000 per ultimo. La pioggia non rovina lo show del cantante romano, i fan lo acclamano tra cori, telefonini accesi e impermeabili colorati. Il primo grande concerto dell'estate si è presentato così, ultimo, ieri, maglietta, jeans, cappellino e quindi il concerto Buio Boato Musica, come scrive Sara Del Salle, un fondale nero su cui prima è comparsa la scritta ultimo, portandolo a tingersi di giallo, rivedendolo poi in carne e ossa, i suoi 20.000 fan accorsi da ogni dove, con una partenza a pieno ritmo, con il capolavoro, jeans nero, giacca allogata, bandana bianca e nera al collo, cappellino nero portato ovviamente al contrario. In un secondo lo stadio Rocco si anima. Poi segue Sono pazzo di te, lo stadio canta nonostante la pioggia che ha fatto tardare l'inizio di una ventina di minuti per le pulizie del palco, ma che non ha fatto spostare di 1 centimetro nessuno spettatore. La musica vince sulla pioggia, sempre, anche ieri sera. 20.000 voci all'unisono hanno accolto il loro beniamino e sono state da brivido quando è partito il ballo delle incertezze. Protagonista, lo vediamo qui in foto, e poi di corredo, la viabilità, pochi disagi al traffico grazie alle navette e ai parcheggi. La gestione della viabilità per il concerto di ultimo, riprodotto con qualche piccola modifica lo schema visto in azione la scorsa estate per il concerto dei Maneskin. I disagi al traffico rilevati nel corso della giornata di ieri sono stati nel complesso illimitati, fatto salvo qualche piccolo intoppo inevitabile in un evento di questo genere quando accorrono in un unico luogo circa 20.000 persone. Noi andiamo in pubblicità, continueremo a leggere il piccolo nelle pagine della cronaca locale, via via andandolo a chiudere con anche lo spazio della cultura e dello sport. Ci vediamo tra poco.
Riprendiamo la nostra rassegna stampa di questo lunedì 3 giugno con Sveglia Trieste. Abbiamo visto prima il concerto di Ultimo nella sua prima pagina dedicata alla cronaca di Trieste, proprio con lo stesso artista in primo piano, e il punto sulla viabilità. Ma ci sono anche tutte le altre immagini di corredo, ovvero quelle di chi ha assistito al concerto, e quindi le tante persone che sono venute a Trieste, la lunga attesa davanti allo stadio, ora sotto il sole, nottata in tenda. Dal mattino centinaia di persone si sono accalcate di fronte ai cancelli. Lui ci emoziona, riesce a toccare l'anima di ogni generazione, hanno detto i fan che si sono proprio assiepati nella zona esterna dello stadio Rocco, e qui vediamo proprio le immagini di tutte queste persone messe in attesa affinché anche poi il tempo lo teneva, anche lo stadio stesso nella sua foto in alto a destra, che si è riempito piano piano tra spalti e prato, e quindi poi i sorrisi, le foto dei fan. La milanese Giulia e Fabiana di Caserta, le milanesi Giulia e Fabiana di Caserta, da capo, la milanese Giulia e Fabiana, che viene da Caserta, sono arrivate a Valmaura sabato pomeriggio dormendo sul posto. La 18enne Jenny, commossa: molti suoi brani mi hanno aiutato ad affrontare un periodo di crisi. Questo l'ho raccontato dal piccolo. Andiamo ad altro. Troppi cantieri in via San Michele, congelato l'avvio del senso unico. Annunciata per questo mese, la modifica alla viabilità rinviata. Dopo il confronto con le ditte di Piazza dice la scelta ponderata. L'introduzione del senso unico di marcia in via San Michele, l'avvio era stato annunciato entro la fine di giugno, per ora viene congelata. Il Comune ha assunto questa decisione dopo una riunione tecnica e alcuni sopralluoghi nel corso dei quali sono emerse delle difficoltà legate alla presenza di alcuni cantieri in quella via e nelle immediate vicinanze. Le varie ditte impegnate in quegli interventi, quello che riguarda Rotonda Pancera, deve ancora proprio partire, hanno evidenziato come il senso unico di marcia creerebbe non pochi problemi alla movimentazione dei mezzi pesanti necessari al cantiere. Quella di congelare l'avvio del senso unico, sostiene Di Piazza, che ha sempre sposato la causa del cambiamento con la strada percorribile solo in discesa, è una scelta di buon senso. Ho parlato personalmente con le ditte, c'è anche una scuola in ristrutturazione lì vicino e già ora hanno problemi a fare manovra. Ho deciso che è meglio rinviare. Quel cambiamento alla viabilità, sostenuto anche da diversi residenti riunitisi nel comitato alla qualità della via, avrebbe dovuto partire entro fine mese. Così infatti era nei programmi del Comune, che aveva valutato di attendere di rivoluzionare quel percorso dopo la fine delle scuole e dopo le elezioni europee. L'assessore comunale alla pianificazione del territorio Michele Babuder, che non ha mai nascosto le sue perplessità su quel nuovo senso unico, considerando quella che si stava per introdurre come una sperimentazione, dopo le ultime valutazioni tecniche si adegua alla decisione del sindaco. Per consentire quel senso unico in via San Michele era stato anche predisposto dalla Trieste Trasporti un percorso alternativo della linea degli autobus 24, un nuovo percorso al quale la Regione ha già dato il nulla osta e che si concretizzerà quando sarà introdotto il senso unico. I cantieri presenti nella zona si trovano al civico 34 di via San Michele, con un vecchio stabile in ristrutturazione con tanto di impalcature già montate, e in via Felice Venezian 26, dove è in corso la sistemazione di una facciata. È interessato da lavori anche il complesso scolastico tra via Tigore e via Madonna del Mare. Nelle prossime settimane, come dicevamo, in via San Michele aprirà anche l'importante cantiere che trasformerà gli spazi della Rotonda Pancera in residenze, fori commerciali e posti auto. Quel cantiere prevede il montaggio di una gru, anche per questo serve il passaggio dei mezzi pesanti di senso unico su quella via, quindi se ne riparlerà più avanti. Abbiamo letto l'articolo di Laura Tonero del Piccolo e questo ha dato un punto di maggior chiarezza per quanto riguarda l'avvio di questo progetto di senso unico in via San Michele, che è in qualche modo avallato e sposato da molti, ma allo stesso tempo in diversi sono contrari per via del fatto che mancherebbe poi lo sfogo in salita di un mezzo di trasporto pubblico. Il 2 giugno in città, trasfilata, alzabandiera in piazza e consegna di onorificenze, la festa della Repubblica celebrata davanti alla prefettura, presenti i gonfaloni di Trieste, di Muggia e della Regione. L'appello per la difesa
di diritti e democrazia nel comitato Dolci, che ha partecipato ieri con la lettura della propria richiesta. Campo di basket Servolana, una nuova gara per i lavori, il tortuoso iter per riqualificare lo spazio di via Soncini. Il cantiere era stato affidato dal settembre del 2023, il contratto poi risolto per una inadempienza, il progetto esecutivo è stato riaggiornato, la spesa è di 180.000 euro. Unione Europea, dibattito dell'Ande in Sala Xenia domani alle 17 in via Mazzini, angolo Riva 3 novembre, sul tema l'Unione Europea tra realtà e prospettive. L'Ande organizza un incontro in collaborazione con RDE Radio TV in vista delle elezioni europee, introduce Etta Carignani-Melzi, presidente triestina, intervengono Stefano Amadeo, ordinario di diritto dell'Unione Europea a Trieste, Federico Donnelli, ricercatore nell'Ateneo Triestino, Alessia Voynich, assegnista di ricerca nell'Università di Milano Bicocca, Stefano Pilotto, docente al MIB, al Ferdinandeo e nell'Ateneo di Udine, modera Graziano D'Andrea, fondatore di Radiodiffusione Europea, per fare un po' di chiarezza anche su quelli che sono i programmi, su quelli che sono gli orientamenti anche di voto. Ancora, questa pagina, presidio per destinare l'ex mercato migranti, nella foto di Andrea Lassorte, il presidio organizzato ieri pomeriggio in via Flavio Gioia davanti all'ex mercato, presidio organizzato da Linea d'Ombra e Mediterranea Saving Humans, assieme ad altre realtà dell'attivismo e del volontariato, un'iniziativa volta a presentare poi formalmente richiesta alle istituzioni di destinare quegli spazi all'accoglienza dei migranti. Ricorderete come anche poi qualche settimana fa, proprio in questi spazi, ci fu stato un sopralluogo da parte della commissione consigliare, eravamo presenti anche noi, abbiamo visto l'interno di quel luogo del mercato, ex mercato della stazione, con anche tanti cittadini che sono andati a seguito di questa commissione per vedere gli spazi, resi poi visitabili dalla commissione stessa, spazi che si presentano meglio di quanto ci si potesse immaginare in termini di interni in particolare e di sistemazione statica, o meglio si vede che comunque quel luogo ha una struttura solida su cui si è stata realizzata, e gli interni non erano così ammalorati, anche sporchi o eventualmente ricchi di detriti come ci si potesse immaginare. Ma la scelta del comune è comunque quella di non destinare quel luogo a centro di accoglienza per migranti. Il sindaco lo ha detto più volte, quel luogo deve essere riqualificato. Quando riusciremo a vendere, ha detto il sindaco, il silos, diventerà strategico anche quel posto di via Flavio Gioia. Palestra di San Giovanni, opera diretta da Serteco, procedimento avviato nel 2010, l'impianto sportivo di San Giovanni all'angolo tra viale Sanzio e via San Cilino, dove anticamente funzionava un deposito degli autobus, è un'altra di quelle iniziative thrilling alle quali ci hanno abituato i lavori pubblici comunali. Ora una determina articolata in 37 punti, firmata dal dirigente Luigi Fantini, riepiloga il dossier onde mettere finalmente al loro posto gli ultimi tasselli di una storia senza fine iniziata perlomeno nella primavera del 2010 durante il secondo mandato di Di Piazza. Le ultime decisioni sono le seguenti: dopo che i lavori sono stati recentemente appaltati al raggruppamento delle trevigiane Virago e Cea. Innanzitutto l'incarico di direzione lavori è affidato all'ingegner Enrico Beltrame, leader della Serteco di Tavagnacco, per una somma complessiva di oltre 177.000 euro. In secondo luogo è stato chiuso l'incarico professionale conferito dal geometra Stefano Toscani dello studio TEA di Bagnaria Arsa, il quale doveva provvedere alla progettazione degli impianti elettrici. Una vera sarabanda di incarichi e di professionisti ha lavorato attorno a questo polifunzionale dove prima o poi si giocherà a pallacanestro e a pallavolo. Si comincia con l'architetto Letizia Lampe, con lo studio TEA di Bagnaria Arsa, con lo studio di Bodigoi di Cividale, per poi chiamare in soccorso Beltrame, lo stesso della terapeutica, nei ponti sulle rive, perché vengono rilevate incoerenze di carattere progettuale. Intanto i costi dell'impianto lievitano
dai 2,2 ai 4,3 milioni, di cui più di metà regionali, mentre il municipio ne mette 1,8. Altri incarichi vengono conferiti al geometra Serena Scaravelli e l'ingegner Massimo Blasone. A questo punto, dopo aver ridisegnato il ponte di comando, l'auspicio è che il parallelepipedo di San Giovanni riesca a parlare di sport e non solo di problemi tecnici, scrive Massimo Greco oggi. Al Piccolo, in 150 il corteo per la Palestina, stop alle bombe su Gaza, la protesta da piazzale Europa a Largo Santos, qui lo striscione che è stato esposto. L'appello di Lister ai triestini per creare la borsa del Papa. La CEI ha commissionato alla Sartoria Sociale 2200 accessori per la settimana dei cattolici, la Coop va a caccia di vecchi jeans per realizzarli, per il pontefice useremo pantaloni bianchi. L'idea nata un anno fa, i delegati colpiti dalle nostre pratiche di riuso e impiego. Tutti i pezzi sono fatti a mano con materiale riciclato, non verrà mai utilizzata la plastica. Così hanno deciso. Andiamo a leggere poi Corpus Domini per la pace in centinaia in processione nel nome della speranza, le celebrazioni della ricorrenza religiosa tra San Giacomo e San Giusto, con la foto anche della processione proprio nel rione di San Giacomo. Accanto invece la raccolta fondi per rinnovare la cucina della Lucchetta con la fondazione che ha avviato questo iter per la cucina dei loro spazi. Nord-Est Economia. Con l'inserto del Piccolo di oggi si affrontano argomenti quali l'intelligenza artificiale, il Nord-Est si gioca il tutto per tutto, i personaggi vari che vengono raccontati all'interno dell'inserto, il giorno che papà mi fece scegliere tra i campi e gli studi, così è nata Unox, il fondatore racconta un gruppo da 230 milioni che cresce del 27%, ma poi anche altre imprese, le elezioni e i robot di Panetta nel quadro, poi il prezzo del latte, c'è ancora latte a nord-est, le filiere sfidano i colossi e ci sono diversi imprenditori in foto che hanno anche raccontato il loro lavoro, il nostro anno record con i prodotti di montagna, ma poi Franzolini, il giapponese, anzi ora sbarca in America, fondatore e presidente di Unox, l'abbiamo visto dalla copertina, porti e non solo, le gru di Midolini verso quota 50 milioni di euro. L'azienda, attiva da Trieste a Marghera, non sta soffrendo la crisi di Suez. Energie alternative, c'è un raffreddamento ma a medio termine, il settore è promettente, la PIL cala a causa delle guerre e per le pressioni politiche negli Stati Uniti, il comparto del risparmio. La svolta di Dumenis tra la grappa per i cocktail e il gin a zero alcol, l'ultracentenaria distilleria di Cividale a fine estate lancerà una bevanda a base di ginepro. Poi accanto orti verticali e germogli in lavatrice per rendere sostenibile l'agricoltura, lobby bar, più furti e violenze contro i negozianti dalla Confcommercio, un'azione congiunta per rilanciare le idrovie dalla Confindustria, premi Oscar Green per le 6 categorie della Coldiretti, la carenza di lavoratori rallenta la crescita, il monito della Confartigianato. Andiamo adesso alle estate muggesana, dalla musica alla pesca e ai cani, le regole per l'estate a Muggia, tra orari di apertura degli stabilimenti e modalità di utilizzo dell'esdraio, definiti diritti e divieti per i bagnanti sulle spiagge pubbliche e private. Una particolare sottolineatura per ricordare che sulle spiagge i cani vanno tenuti al guinzaglio, ma poi tanti altri elementi delle regole sulla musica e i giochi con il pallone sono alcuni degli elementi che caratterizzano l'ordinanza emessa dal Comune di Muggia in concomitanza con l'avvio della stagione balneare che si protrarrà fino al 16 settembre, firmata dal sindaco di Muggia Paolo Polidori. Nella sua configurazione complessiva il documento ricalca le regole del passato, che è bene ricordare, visto che ogni anno si registrano proteste dei bagnanti in riferimento al comportamento di chi sembra scordarsene. Si tratta di casi isolati ma immancabili. Le norme generali parlano di divieto di lasciare natanti in sosta o all'ancoraggio nelle aree destinate alla balneazione, fatta eccezione per i mezzi utilizzati, per l'assistenza e il salvataggio. Ovviamente è vietato anche gettare in mare i rifiuti, accendere fuochi nelle aree demaniali e nelle cabine, utilizzare bombole a gas se non vi è in possesso della relativa autorizzazione, pescare nelle aree della balneazione.
Una speciale normativa è stata predisposta per gli stabilimenti Gabriele e Opera Figli del Popolo, che sono affiancati sulla strada per il Lazzaretto i cui pontili di accesso al mare sono stati danneggiati dalle mareggiate dello scorso anno. Poi le loro disposizioni all'ordinanza saranno applicabili dopo l'ultimazione dei lavori sui pontili stessi. Durante gli interventi di ripristino, i gestori delle due strutture, così dice il documento firmato dal sindaco, interdicono l'utilizzo del cavalcavie di eventuali eventi delle aree a terra. E poi ci sono altre regole che chi ha piacere può andarsi a leggere, anche per sapere quali sono i comportamenti da tenere lungo il litorale muggesano. Nasce Crenzest, il primo liquore al Cren, realizzato a Trieste, l'invenzione del ristoratore Fabio Pisani, ideatore del liquore al Cren, che si chiama Crenzest, e qui lo vediamo il suo ideatore con in mano la bottiglia di liquore, eccolo qua. Andiamo avanti nella lettura, sempre dalla pagina del Piccolo. In piazza 200 giovani scoprono sport e giochi, circa 200 bimbi e ragazzi hanno partecipato a Invito allo Sport, manifestazione del Comune di Muggia per avvicinare i più giovani allo sport, con la presenza in piazza Marconi e al Circolo della Vela di società del territorio che hanno messo a disposizione attrezzature e istruttori per far provare a tutti le diverse discipline. Al via anche Borgo in Giallo, il festival letterario a Duino Orisina, tra libri e degustazioni. Prende via oggi a Borgo San Mauro, Borgo in Giallo, mini festival letterario sperimentale che comprenderà 3 presentazioni di libri e una cena con delitto. Ancora nuvole nere minacciose sull'abitato di San Luigi nella foto del giorno scelta oggi del Piccolo. La donazione di sangue numero 200 di Paolo con ADS, l'associazione Donatori Sangue di Trieste, si congratula con il socio Paolo Lizzul, classe 1970, per la sua 200ª donazione di sangue. Per ricevere maggiori informazioni su come dare il proprio contributo a donare sangue si può contattare l'associazione a info@adstrieste tutto attaccato.it, oppure c'è un numero di telefono che è lo 040 76 4920. Ripetiamo i contatti: info@adstrieste.it, la scritta tutta attaccata, tutta minuscola, oppure il numero di telefono lo 040 76 4920 per chi vuole donare sangue. La cecità nel cane e nel gatto, come riconoscerla per tempo, con l'articolo di Nicole Kerbancic che guarda gli amici d'affezione a animali. Nel parco di Miramare la magia unica dello spettacolo di musica all'alba, le iniziative che riguardano castello e parco, la cultura, giornata internazionale della bicicletta su velocipede, un giro nella storia. A Trieste l'amore per le 2 ruote fu precoce, alla SGT nel 1875 i soci pedalavano in palestra, nel 78 uscirono in strada. Egger, rivenditore famoso della Belle Époque, e viene raccontato in queste pagine. Nella sonnolenta Gorizia l'innocuo Cumino diventa l'arma del delitto. Il giornalista Paolo Picchierri ripropone il suo commissario in la chiave di via Rastello domani alla Sala Bassi. Il cuore rock di Vasco, 30.000 in delirio per la data 0 del tour. La scaletta attacca con i brani più politici, quelli di Vasco Rossi. A Bibbione, stasera siamo qui per portare un po' di gioia in un mondo così buio, ha detto Vasco quando ha aperto il suo concerto. L'abbraccio con Achille, un ritorno al passato, dietro le quinte. Prima di salire sul palco il rocker ha incontrato il ristoratore e la sua famiglia, glielo aveva chiesto la madre, ricordando l'amicizia nata in vacanza. C'è questo, diciamo, dietro le quinte curioso che ha visto protagonista Vasco Rossi. Un mare di archeologia liceali in scena al Festival Tergeste alle 18 alla Sala Luttazzi. Secondo Amleto, oltre a Shakespeare, c'è il True Crime di Arti Fragili. Domani e oggi anche al Miela la riscrittura pazza per 3 attori, regia di Alejandro Bon. Ancora Rumiz e Rossi al Miela si confrontano sul fascismo in Europa domani alle 17:30, e domani al Circolo Fotografico Rajasthan per immagini nel reportage rispettoso di Riccardo Schiavo.
con Gian Arturo Ferrari che esordisce nel giallo, la Lovat alle 18 e Kafka, il portiere nel libro di Sciacca alle 18 alla Minerva, gli appuntamenti in libreria. Lo sport del lunedì, la finale di Coach Christian Trieste c'è, io conto su gruppo e difesa. Domani alle 20:30 in Brianza il primo atto della serie che vale la promozione, siamo al basket ovviamente, il debutto contro Cantù, troveremo avversari con un ritmo più veloce del nostro, dovremo stare attenti, ha detto Coach Christian. Già staccati 2000 biglietti per la gara 3 a Valmaura, oggi via alla vendita libera. Il punto su gara 3 che si giocherà a Trieste lunedì 10 giugno alle 21 al Pala Trieste con la terza gara che vedremo se sarà già decisiva oppure no per qualche obiettivo, o meglio quello della promozione. Triestina, parla il DS Donati, dopo la scelta di Michele Santoni come allenatore parla il DS dell'Unione Morris Donati, il mister ha il profilo che cercavamo, faremo una squadra propositiva, ha detto il dirigente. Slovolle, l'invincibili, stagione memorabile per la squadra allenata da Ambros Peterlin, promossa in Serie B, ragazzi impeccabili sino all'ultimo set dell'anno. Canottaggio, europei d'oro, 3 ori e 2 argenti sono il bottino dei portacolori triestini impegnati ai campionati europei Under 19, successo per Crevatin, Pastorelli e Noemi De Vincenzi. L'abbraccio di tanti tifosi, Ferrero, Capitan De Angele e Vildera, siamo carichi nella partenza della squadra per questa gara 1. Ci siamo conquistati questa occasione, arrivati fin qui, vogliamo giocarcela, ci siamo allenati bene, c'è fiducia, hanno detto i ragazzi della Pallacanestro Trieste in partenza per la prima partita della serie contro Cantù. Lo Jadran può sorridere, Ignatovic convocato con l'Under 17 azzurra nel basket giovanile, come detto al calcio, Donati, costruiremo un'unione che diventa in sintonia con Santoni e senza spese folli. Il direttore sportivo del lavoro, assieme a Menta, da tempo seguivamo il tecnico che ha il giusto profilo per il nostro progetto. L'intervista è di Guido Roberti, radiocronista di Radioattività, che scrive anche per Il Piccolo. Oltre a Correia, ottima stagione anche di Elazraq e Moretti, Gunduz deve crescere, ha detto Donati. C'è tutta l'intervista riportata in questa pagina. La finale per andare in Serie B tra la Vicenza e Carrarese, Tesser nel mirino del Pescara come prossimo allenatore, i playoff e il mercato. Le calcio femminile, le ragazze della Mea chiudono con una sconfitta sul campo del Riccione. Patrizio Gerometta, il nuovo DS della Juventina, 41enne, ex giocatore biancorosso, prende il posto di Fantini. Alla chiamata del presidente Kerpa hanno detto subito di sì. Costalunga riconferma l'allenatore Gratton. E nonostante la retrocessione, fiducia al giovane tecnico, abbiamo già tanta voglia di rivalsa, torneremo in prima, ha detto l'allenatore. Primavera viola e i pulcini del San Luigi, pulcini nati nel 2014, San Luigi guidati da mister Gabriele Giraldi e dal dirigente Ivan Pertut hanno vinto il Primavera Viola, torneo di calcio giovanile organizzato dallo Zaule Raboiese nel girone finale. Grazie a una superlativa prestazione collettiva, i giovanissimi biancoverdi hanno pareggiato con i padroni di casa e superato Montebello, Don Bosco e San Giovanni, portandosi dunque a casa il trofeo. Eccoli qui, i piccoli del San Luigi in festa in un momento in cui si stavano tutti spingendo per fare una foto la migliore possibile per festeggiare questo torneo vinto. Tamai KO con Rocca Altavilla, Dio sogno promozione in Serie D nell'eccellenza playoff. Lo Slovolle, i campioni invincibili promossi in B, il pallavolo e il salto di categoria, e vengono dunque riportati tutti i volti degli artefici di questo ottimo campionato dai giocatori alla staff dirigenziale. Il Moraro Volley si laurea campione territoriale della prima divisione, l'EVS non si ferma più e con le ragazze dell'Under 13 conquista il suo 6° titolo, 3 ori e 2 argenti ai campionati europei Under 19, abbiamo visto anche prima dal menù, successo per Crevatin e Pastorelli del Saturnia e Noemi De Vincenzi del Nettuno, 4 di coppia femminile. Nella canoa Zugni e Zucca del Circolo Marina Mercantile Sauro, convocati per Bratislava, napoleonica senza sorprese, vincono per l'atletica Torrico e Vultaggio. Ancora sport
Carletto, re di coppe, l'Europa ai piedi di Ancelotti dopo la sua 7ª conquista della Champions, a Londra trofeo vinto con il figlio Davide nel ruolo di vice e consulente ai tech. E qui Carlo Ancelotti che solleva la Champions League vinta con il Real Madrid contro il Borussia Dortmund, è finita 2-0 sabato sera. A Londra, allo stadio Wembley, verso l'Europeo, Calafiori sogna, ansia per Scalvini, per la nazionale, il Venezia è promosso in A, battuta la Cremonese per i play-off di Serie B, Bagnaia, Rocca, il Mugello, Pecco su una Ducati dipinta d'azzurro vince per la 3ª volta di fila il GP d'Italia, alle sue spalle il compagno di box Bastianini, terzo Martin, il mondiale è riaperto, e così chiudiamo anche noi la rassegna stampa con la MotoGP e la vittoria della Ducati. Andiamo in pubblicità, come detto saremo in compagnia in videocollegamento del candidato di Fratelli d'Italia, candidato a sindaco a Grado, Giovanni Bredeon. A tra poco. Noi torniamo in diretta con Sveglia Trieste, ancora qualche istante, ce l'abbiamo, eccolo qui, si sta collegando il nostro ospite di quest'oggi, che è Giovanni Bredeon, eccolo, lo vedo, che è candidato sindaco a Grado con Fratelli d'Italia. Bredeon, buongiorno. La vediamo ma non la sentiamo, un attimo solo che perfezioniamo l'audio, non so se dipenda da un'impostazione sua o nostra. Proviamo di nuovo. Mi sente? Eccolo. Buongiorno. No, mi dava tutto acceso. Buongiorno a tutti. Capita. Buongiorno e ben trovato Bredeon. Dunque manca poco ormai alle elezioni dell'8 e 9 giugno, Grado va al voto, che sono i 3 candidati a sindaco, uno è proprio lei per il comune di Grado. Dunque lei era già stato con noi per parlare un po' delle sue idee, della situazione a Grado, delle priorità, però insomma il nostro pubblico cambia, quindi io le chiedo se ha piacere di in qualche modo ripresentarsi al nostro emittente e andiamo anche a scoprire un po' quali sono le sue intenzioni, le sue priorità per il comune di Grado. Allora, io sono un piccolo imprenditore che lavora nel settore ricettivo di Grado. Abbiamo nell'azienda due hotel che gestiamo a Grado. Ecco. Questa è la breve presentazione, sono papà di famiglia, ho 2 figli. Per quanto riguarda il programma, diciamo che noi partiamo rimettendo quello che è la comunità al centro, i cittadini al centro del progetto che è Grado, perché è quello che rende Grado tipica rispetto ad altre località ed è quello che rende Grado viva in questo momento. Non dobbiamo andare, come succede in tante località turistiche, a continuare a perdere popolazione fino ad avere un paese totalmente snaturato e proprio prettamente un contenitore turistico senza vita. Il turismo deve servire al benessere dei cittadini. Certo che ci deve essere, il turismo è fondamentale per Grado perché è quello che muove tutta l'economia gradese, o comunque una grossissima parte, però deve essere un turismo che serva a dare una qualità della vita migliore ai cittadini. Questo è il riassunto in brevissimo proprio di quello che è il punto principale del programma. Ecco, è interessante perché poi quando si parla di turismo e di, come dire, connubio con la vita dei residenti, la vita di ogni giorno, si creano in qualche modo dei dissapori tra chi è, diciamo, residente locale e poi chi è invece il turista, o anche il turista che non deve essere per forza nell'immaginario il tedesco o l'austriaco che viene una settimana e va via, ma anche chi triestino, dico per dire, ha la casa a Grado, e sono tanti i nostri concittadini che hanno una casa, un punto d'appoggio a Grado e che la vivono fondamentalmente solo d'estate. Vivere d'estate a Grado è un conto, viverla tutto l'anno è un altro, no Bredeon? Assolutamente sì, diciamo che forse per certi versi, proprio perché c'è un po' meno afflusso a Grado probabilmente per chi la vive, anche per i turisti che vengono d'inverno, per chi ha la casa, la seconda magari casa a Grado, la percepisce come quasi più bella e a livello emotivo più interessante d'inverno. D'estate c'è un grosso flusso turistico, il flusso turistico deve essere gestito per consentire a tutti, ai imprenditori da una parte di lavorare, ma anche ai cittadini di vivere in maniera serena e tranquilla. Ecco.
Le chiedo... Noi dobbiamo tener conto di queste due aspettative che devono andare di pari passo. È chiaro. Le chiedo un tecnicismo, se può, Mi dica. abbiamo la sua inquadratura, esatto, perfetto, ha capito il volo, ottimo, non serve altro. Dunque, andiamo a guardare un po' i vari settori che riguardano l'abitato di grado, cioè è chiaro che il turismo è il traino e che sia una delle località principali del Friuli Venezia Giulia, d'estate in particolare, però abbiamo visto poi come anche durante l'anno ci siano esigenze importanti, le mareggiate, il maltempo, gli argini, le infrastrutture, gli stessi collegamenti marittimi, c'è del lavoro da fare, bisogna dire che si parte da una buona base. Assolutamente sì, il grado in questo momento ha tutta una serie di necessità, soprattutto appunto anche per la parte invernale, perché poi sono necessità che si ripercuotono, sono problemi, necessità che si ripercuotono sulla stagione. Abbiamo visto quest'anno è stata eclatante la mareggiata che ha portato ad avere le spiagge pronte appena a metà maggio, perdendo i primi 15 giorni fondamentalmente importanti della stagione, ma abbiamo avuto anche nel 2019 l'ultima grande alta marea che non si vedeva dal 66, che ha allagato grado facendo milioni di euro di danni. Adesso sono eventi che sono sempre più frequenti e che non ci possiamo più permettere di subire senza iniziare ad intervenire, perlomeno, perché non possiamo più permettere che famiglie, aziende e il comune subiscano milioni di danni all'anno, dovendo poi andare sempre a rincorrere l'emergenza invece che affrontarla. Questo è il dato principale. Quello che noi abbiamo visto che sono soluzioni che si possono intraprendere subito. Certo, sono soluzioni costose, sono soluzioni che vanno concordate con la Regione, sì. Però sono soluzioni che dobbiamo mettere in piedi subito, che è quella, se non altro, del rialzo delle difese a mare lato laguna, quindi delle banchine, di quelle che sono le banchine, oltre a sistemare e rialzarle in maniera che le alte maree, almeno quelle che rientrano in una sfera di normalità, non creino più un problema, e cominciare ad investire delle difese lato invece mare contro le mareggiate che consentano almeno che ci sia meno dispersione di sabbia e che ci sia meno impatto sugli arenili in un primo momento. Certo che non sono soluzioni, sono soluzioni che in questo momento vanno a tamponare un'emergenza, perché non siamo tecnici, quindi le soluzioni tecniche dovranno essere studiate ed è la cosa che metteremo in piedi fin da subito. Uno studio con l'università e con la regione in maniera da cercare di limitare al massimo i danni che possiamo subire. Poi è chiaro che un comune, anche se grande, come può essere Trieste, come può essere un comune diciamo più economicamente attrezzato, comunque non può far fronte a una spesa di questo tipo, che siano barrieramenti a mare, frangiflutti. Lì c'è bisogno di un intervento massiccio, che sia del governo o della regione quantomeno, per cominciare a mettere, diciamo, la posa dei primi argini. L'abbiamo visto tanto a Grado quanto a Lignano, quanto anche a Trieste con le mareggiate di novembre. Non è opera semplice, però alcuni dicono da qualche parte bisogna cominciare, anche perché ripristinare ogni volta che succede una calamità non è altro che una spesa di denaro. Esatto, non possiamo, quello che le ho detto prima, non possiamo più correre dietro le emergenze, dobbiamo iniziare a prendere in mano seriamente il problema, perché il problema si sta ripresentando di anno in anno e sempre più frequente. Non è un problema da poco, è uno dei principali problemi in questo momento, proprio perché, ripeto, milioni di danni all'anno vuol dire milioni di euro di investimenti magari in altri settori o in altri punti che non vengono fatti per correre dietro un'emergenza che magari con alla fine meno denaro in prospettiva poteva essere sistemata. Certo. Abbiamo una mail della signora Giorgia che dice: buongiorno, ho un appartamento a Grado Pineta, vorrei sapere dal candidato quali sono i progetti per tale zona, ringrazio. Allora, Grado Pineta, che è la zona poi di maggior residenza soprattutto dei cittadini triestini, esatto. Perché mi ricordo, io ci ho vissuto per 14 anni prima di spostarmi in Valle Gopion. Allora, Pineta, noi iniziamo fondamentalmente chiudendo quella che è la promenade, la passeggiata a mare che vogliamo far partire dai campeggi e far arrivare fino poi in realtà in Costa Azzurra, quindi che vada a riprendersi tutta la parte di Pineta, risistemarla, quel pezzo che manca,
e permettere così una fruizione migliore e maggiore e un indotto di turisti che magari si muoveranno maggiormente dai campeggi e possano sollecitare in maniera positiva le attività di Pineta, rendendole più appetibili. Per quanto riguarda la gestione del territorio, sicuramente dovremo passare da delle manutenzioni importanti, perché Pineta è stata trascurata in questi anni e non poco. Riprendendo in mano quelli che sono marciapiedi, asfaltature e pulizia del verde. E poi bisognerà pensare sicuramente ad un parcheggio a Pineta, che è imprescindibile anche per quanto riguarda le manutenzioni, perché dovendo andare a fare delle manutenzioni importanti e mettere a norma quelli che sono marciapiedi e strade, in alcune strade si potranno perdere dei parcheggi e noi non possiamo permettercelo, perché ovviamente dobbiamo comunque garantire sia ai residenti che ai turisti di Pineta il posto dove poter parcheggiare per poter godersi chi la residenza e chi la vacanza a Pineta. Senta, Bredeon, le faccio una domanda, visto che lei è anche addetto, diciamo, ai lavori sul comparto turistico. Il turismo in qualche modo non è, da un lato si sceglie, dall'altro invece si in qualche modo, dico una parola negativa ma non vuole essere l'accezione, subisce. Nel senso che la linea che un municipio, la linea che un consorzio può dare, può indirizzare un turismo di alta qualità, un turismo lento come quello in bici, un turismo di massa, un turismo con le crociere. Le scelte politiche indirizzano quello che può essere la vocazione turistica di un territorio. D'altro canto però quello che offre la natura è messo a disposizione e quindi chi sceglie una meta lo fa magari semplicemente perché è affascinato da quel tipo di meta. Per quanto compete a un municipio, secondo lei che indirizzo deve prendere Grado per il proprio turismo? Cioè dove andrebbero incanalate le energie, se guardiamo però non da qua a quest'estate che comincerà fra 17 giorni, ma da qua, non so, ai 10-20 anni prossimi, secondo lei? Allora, intanto bisogna secondo me partire da un presupposto, che il comune deve lavorare di pari passo con l'impresa, perché comunque sia l'amministrazione comunale è un'amministrazione che si rinnova ogni 5 anni e chiunque faccia l'imprenditore sa che il termine minimo di ottica per un investimento sono minimo 10. Quindi sicuramente gli investimenti vanno concordati con tutta la parte imprenditoriale, con i consorzi e portatori di interesse per quanto riguarda il turismo. Diciamo la nostra visione del mondo è quella per quanto riguarda la promozione turistica e l'espansione, riguarda quella di riprenderci quelli che sono i nostri naturali mercati, oltre l'Austria in cui siamo ben presenti, in cui dobbiamo continuare ad essere presenti, quella che è il nord Italia che in questo momento ha avuto un attimo di flessione e soprattutto la parte sud della Germania in cui ultimamente non ci conoscono quasi più ed è una parte comunque di un turismo di qualità, di un turismo ricco, perché la Baviera è comunque la parte più ricca della Germania. Per quanto riguarda invece la parte espansiva abbiamo avuto la fortuna che Ryanair abbia scelto Ronchi come uno dei suoi principali hub e bisognerà andare a vedere dove verranno garantiti i voli per i prossimi 10 anni nel nord Europa e scegliere una meta e investirci aprendo un nuovo mercato. Un nuovo mercato ovviamente, come ha detto lei giustamente, non si apre in 5 anni, si apre in 10, in 15. Gli investimenti bisogna iniziare a farli, bisogna avere una linea per questo univoca con quella che è la parte imprenditoriale, in maniera che i soldi dei cittadini e soprattutto i soldi degli imprenditori non vadano sprecati disperdendosi in mille rivoli magari e non portando alcun risultato apprezzabile, dove invece ci potrebbe essere un risultato importante. Ha citato anche, scusi. No, prego, finisca, scusi lei. Ha citato anche il turismo crocieristico che invece secondo me è una cosa importante, potendo Grado offrire praticamente quasi tutto da risorse naturali a turismo, enogastronomia, cultura e storia. Ci risulta ancora difficile non capire come fino ad oggi non sia stata una scelta da prendere in considerazione quella di diventare una delle mete delle escursioni turistiche delle crociere, soprattutto essendoci queste presenti tutto l'anno da Trieste e dando magari, sentendole, mettiamola così, di meno nei periodi magari di luglio-agosto dove abbiamo già il boom di turisti, ma sicuramente sono è una parte di turismo che dà fiato alle aziende, soprattutto la parte di ristorazione e commerciale, magari in momenti dell'anno in cui l'afflusso turistico non è elevato e in cui magari risulta difficile anche restare aperti.
Abbiamo visto le campagne di, diciamo, promozione, in questo caso però regionale, proprio dell'ente regione Friuli Venezia Giulia, un po' dovunque, da New York ad altri siti. Ecco, Grado nel suo si adopera per promuoversi all'estero e in Italia in modo, come dire, importante? Dovremmo in realtà migliorare in questo, nel senso che, come ho detto prima, dovremmo creare un comparto unico per quanto riguarda la promozione del territorio, sia per quanto riguarda appunto la parte comunale o comunque regionale e la parte imprenditoriale. Dovremmo più correre sugli stessi asset, perché per quanto abbiamo visto spesse volte ci perdiamo appunto in mille piccole promozioni che, per l'amor di Dio, qualcosa portano, ma potrebbero, fatte nella maniera adeguata e fatte con tutte in un'unica direzione, potrebbero portare molto, molto più risultato. Un'altra mail che le leggo dice: vorrei chiedere al vostro ospite cosa ne pensa del caos che ormai annualmente si verifica a Lignano in occasione del Corpus Domini, che con la valanga di giovani nella cittadina balneare. Poi dice: mi riferisco ai giorni festivi della Pentecoste. Anche Grado è oggetto di questo tipo di festeggiamento un po' talvolta fuori? Molto meno, perché Grado ha scelto un altro tipo di turismo fondamentalmente. Sì. No? Grado ha sempre scelto di puntare su un turismo fatto di famiglie. Sì. E quindi la Pentecoste non è un momento che noi subiamo come Lignano. Questa è l'unica risposta che si può dare. Certo. Ovviamente, insomma, non è un caso che Grado, a livello di quelli che sono appunto le problematiche dovute ai giovani durante la Pentecoste, non si presenti mai come si presenta a Lignano. Non che sia una critica, ovviamente, ognuno fa le scelte che gli competono. Però ecco, allo stesso tempo, quello che è il turismo giovanile, anche gli eventi, le attività, lo sport, sono una chiave per aprire un mercato interessante, quello che può riguardare soprattutto la cosiddetta movida Bredeon. Assolutamente sì, assolutamente sì. È per questo che dobbiamo venire anche incontro agli imprenditori privati che si propongono di fare eventi, ovviamente, durante tutta la stagione. Diciamo che come tutti gli imprenditori sanno, l'evento è una cosa in più, non è alla base del turismo. Hai due tipi di eventi fondamentalmente, chi ne capisce un po' di più mi perdoni il semplicismo, no? Sì. Gli eventi che sono fatti per creare attrattiva sulle località turistiche, che di solito sono i grossi eventi, e degli eventi, diciamo così, di allietamento che servono per gli ospiti, per intrattenere gli ospiti che sono già arrivati all'interno della località. Non bisogna prescindere l'uno dall'altro, cioè non si può puntare né tutto su uno né tutto sull'altro per avere quella che è una parte turistica, una parte di promozione, anche di promozione turistica bilanciata. Certo che se poi mi si viene a fare il discorso che gli eventi sono l'unica maniera di fare turismo, questo non è propriamente vero, nel senso che chi fa impresa sa che l'evento è in più, ma non è quello che ti porta dal lunedì al venerdì ad avere i conti a posto. Chiaro. Ecco, ma una curiosità le domando, visto che lei ha detto diciamo del settore, percentualmente quanto pesano, quanto contano gli eventi singoli? Adesso le faccio un esempio a caso: il concerto di Vasco Rossi di Bibbione, che è successo in questi giorni. Facciamo finta che sia stato fatto a Grado. Quanto può incidere su un'intera estate un singolo evento? Poi ovviamente non se ne fa uno, magari se ne fanno 3-4, però percentualmente quanto aiuta ai ristoratori, agli alberghi? Conti di fare solo, metta che il concerto domenica, conti di fare solo sabato e domenica di pieno. Okay. Questo incide, fondamentalmente, non incide maggiormente, incide magari se è un evento grosso perché ha creato una pubblicità e quindi si è creato una conoscenza maggiore del territorio, quello sicuramente, però a livello economico sul territorio il risultato è il pieno nei giorni del concerto, quindi quello è quello che influisce. Noi dobbiamo cercare di creare invece dei flussi stabili, non che il concerto non vada bene, anzi è un in più, come diceva prima. Se viene fatto è comunque un'attrattiva maggiore, crea un'attrattiva maggiore per la località sicuramente, e si è visto.
però il dato di fatto è che noi comunque dobbiamo creare un flusso turistico che vada dal lunedì alla domenica e che vada avanti tutta la stagione, non possiamo basarci su 3 weekend all'anno. Abbiamo visto per esempio adesso c'è stato il congresso medico che ha riempito, che è un evento insomma per grado importante perché riempie per una settimana tutte le località. Certo, quindi differenziare anche quella che è, diciamo, l'intrattenimento visto più come grande nome o grande evento da quelli che sono invece sparsi in settimana e sono più professionali anche come convegni, come fiere e come conferenze di questo tipo, immagino, che abbiano un ritorno più spalmato ma più solido. Sì, assolutamente sì, ripeto, l'evento è bello, porta pubblicità, è attrattivo perché bisogna dirsi la verità, tutte le località turistiche dovrebbero fare dei grossi eventi in maniera da un po' stimolare anche quello che è il mondo magari un po' più giovane oppure per appunto farsi conoscere maggiormente, perché ovviamente un grosso nome porta tutta una serie di pubblicità che altrimenti non avresti. Vero. Qual è la permanenza media del turista a Grado d'estate? Si riesce a tenere la settimana proprio perché il turismo punta alla famiglia? No, ormai non più. Non più, ormai il turismo è diventato da 3 a 5 giorni, se non addirittura spesse volte 1 o 2 giorni. Quindi dipende dai periodi. Anche le famiglie che comunque si muovono, diciamo, magari dovendosi attrezzare un po' di più. Dipende da cosa va a vedere. Le famiglie tendono a stare un po' di più, magari il turista che è nei campeggi tende a farsi ancora 5 giorni, una settimana. Il resto dipende dal periodo, dipende molto ovviamente dalle previsioni meteo, perché il meteo, come abbiamo visto in questo mese di maggio, non dà scampo se è avverso. No, quello purtroppo è una variabile che poi non si può neanche controllare, cioè ci si può mettere il comune, gli alberghi, i ristoranti, tutti possono metterci il massimo del proprio impegno, se poi piove tutto il giorno, come dire, non si può fare granché altro. Senta, i collegamenti invece, capitolo collegamenti, strada, collegamento via mare, la vicinanza all'aeroporto, giocano comunque un aspetto importante o ci sono delle migliorie secondo lei bisogna apportare? Allora, i collegamenti per quanto riguarda quelli esterni al paese, sicuramente più ce n'è e più giovano all'economia, perché è più facile arrivare e più la gente li può utilizzare per venire nelle località. Sicuramente il fatto adesso che verrà potenziato l'aeroporto di Ronchi per noi sarà un grosso punto d'appoggio per tutto quello che è il turismo derivante appunto dalle rotte dirette e indirette dell'aeroporto. I collegamenti via mare invece sono molto apprezzati dai turisti perché comunque rendono giustificabile uno spostamento, nel senso che, mi spiego un attimo meglio, è più facile fare, soprattutto per le famiglie, adesso entro in un campo in cui mi sto specializzando avendo 2 figli, è più facile gestire anche i bambini magari un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora in barca piuttosto che un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora sull'autobus, perché rendono giustificabile uno spostamento. Vero. Bisogna giocare anche di strategia ogni tanto, insomma, non soltanto, esatto. Non soltanto di efficienza, ma anche di gestione. Volevo fare una domanda, anche in questo caso diventa una curiosità. Nel corso del tempo, come ha visto cambiate le esigenze del turista in termini di aspettative e servizi? Oggi magari si dà più per scontato che io arrivo a Grado, prendo un albergo e in qualche modo ho la bici dell'albergo a disposizione, o il wifi ormai lo diamo per scontato un po' dovunque, cioè come sono cambiate le esigenze e se questo cambiamento in qualche modo ha comportato anche uno sforzo a volte che può non ripagare per gli esercenti, per chi lavora nell'accettazione? Allora, lì diciamo che i tempi cambiano e quindi bisogna adattarsi alle esigenze se si vuole sopravvivere. In questo momento il turista ha delle richieste molto, molto ben precise, richiede servizi, richiede che le strutture alberghiere non solo diano una maggior qualità di servizi per quanto riguarda soprattutto per esempio la mobilità. Cioè adesso, come ha detto lei, ci aspettiamo la bici, la bici è ormai diventata fondamentale perché per gli spostamenti soprattutto qua all'interno delle località è diventata fondamentale. Con il cicloturismo viene sempre più apprezzata
e quindi è diventato come il wifi, una cosa che si dà per scontata ed è imprescindibile in questo momento. E per quanto riguarda tutto il resto dei servizi, ovviamente più ce n'è meglio è, e il turista ne richiede sempre di più e richiede sempre una maggior cura, sia a livello di struttura che a livello di presentazione e di cura della persona. Cercano di venire in una località in cui sembri di essere in famiglia e sembri di essere trattati come uno di casa. Non come un numero. Noi non facciamo a Grado turismo di massa, abbiamo un turismo più familiare ed è una cosa che vediamo di giorno in giorno, viene sempre più apprezzata, soprattutto dal cliente fidelizzato. Certo, certo. Allora Bredeon, dobbiamo andare in pubblicità che sono le 8:30. Breve pausa, torniamo tra poco, continuiamo con questa trasmissione anche visto la sua candidatura a sindaco, andiamo a guardare anche quelle che sono poi le attività di un municipio che sono propedeutiche alla vita del comune stesso. Ci vediamo tra poco. Grazie mille. Con Sveglia Trieste in compagnia del candidato a sindaco a Grado di Fratelli d'Italia Giovanni Bredeon, a sostegno di una lista Uniti per Grado, che abbiamo visto anche dal piccolo di qualche giorno fa, guarda fra le varie priorità, anche i bisogni delle frazioni. Era uno dei titoli dell'edizione dell'altro ieri del piccolo. Che necessità hanno le frazioni, Bredeon? Le frazioni hanno in parte le stesse necessità che ha il paese, ovvero le necessità di non continuare a perdere cittadini che per mancanza di servizi o per difficoltà a trovare una sistemazione, a trovare una casa, tendono ad andarsene nei comuni vicini. Più in particolare, poi essendo frazioni agricole, hanno dei problemi peculiari come possono essere appunto l'irrigazione, anche lì gli argini, il cuneo salino, che rende più difficile la coltivazione dei campi, la bonifica dei canali. Non sono problemi di poco conto per quello che comunque il comune, che in questo momento in provincia di Gorizia è quello con la superficie agricola maggiore. Abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno. Dottor Bernardo. Buongiorno. E buongiorno al candidato sindaco di Grado, che io frequento spesso e non solo d'estate. Sono Claudio Visentini. Prego. Ecco, chiedo al signor Bredeon, se viene eletto sindaco, se ci sarà un posto in giunta per il mio amico Alessandro Marchesan e dove lo vede meglio. Al conduttore Bernardo, sì. Chiedo se può invitare, come del resto veniva invitato spesso, Marco Di Soggiusto. Grazie per le risposte. Okay. Grazie. Allora, facciamo rispondere Bredeon sull'eventuale incarico a Marchesan. Alessandro è un amico, anzi lo aspetto qua proprio per farci due chiacchiere alla fine della trasmissione. Okay. E sicuramente lui ha sempre fatto parte della Sogit, ha sempre avuto incarichi per quanto riguarda l'associazionismo e la cura e il benessere della persona. Insomma, lo ricordiamo impegnato anche coi barellai, con quella che è stata, soprattutto quando c'è stato il dramma dell'ospizio marino, era in prima fila. Quindi sicuramente il ruolo a lui più confacente è quello dell'assistenza alla persona e della cura dell'associazionismo. Senta, Bredeon, è cambiato tanto l'approccio dopo il Covid a quello che è, da un lato la vita di Grado, dall'altro proprio l'approccio col turista, perché è stato un po' un momento spartiacque anche soprattutto per voi che avete avuto la gravissima carenza di introiti data dal fatto che si era tutti a casa, non si poteva viaggiare, eccetera, eccetera. Ha insegnato qualcosa anche nel lavoro, nel non dare per scontato che sia sempre, diciamo, tutto un po' incanalato ormai verso una direzione, anche le strutture ricettive, i locali, cioè in qualche modo ha segnato il Covid a Grado? Beh, sì, allora, sicuramente perché per quanto riguarda la
la parte di impresa, almeno la parte ricettiva, ha subito un colpo non indifferente, dovendo tenere chiuso praticamente nel primo periodo per la prima parte della stagione, diciamo un terzo di quello che la stagione era andato perso, e quindi di conseguenza anche gli incassi. Il turismo ha fatto, secondo me, per certi versi ha dato una spinta all'evoluzione di quella che è la ricettività, al fatto di implementare tutta quella che è la parte tecnologica e multimediale, ecco, perché l'ha resa necessaria fondamentalmente. Abbiamo dovuto trovare altri canali di comunicazione, abbiamo dovuto trovare altri canali di gestione, magari più in diretta di determinate situazioni, e quindi ha portato sicuramente a uno sviluppo tecnologico e a uno sviluppo per quello che riguarda appunto anche la gestione del cliente. Certo. Senti, le faccio una domanda molto open. Quali sono le necessità della spiaggia, concentrandosi sulla spiaggia? Le necessità della spiaggia? Sì, Intanto di non subire le mareggiate tutti gli anni. Questo l'avevamo detto prima. Questo lo davamo per scontato. Dico, lo davamo per scontato. Al netto, ecco, del maltempo, delle eventuali correzioni che però devono avere l'interessamento di più livelli, anche come capitolo di spesa per quanto riguarda la salvaguardia della spiaggia dalle intemperie. In una situazione, diciamo, normale. A parte la battuta, diciamo che in questo momento le spiagge e i concessionari hanno bisogno di una cosa fondamentale, che è avere la stabilità per quanto riguarda l'assegnazione delle concessioni, perché senza di quello è imprescindibile qualsiasi investimento, e quindi devono avere la sicurezza di poter continuare a investire sul litorale, di poter, come hanno fatto in tutti questi anni, perché comunque sia i piccoli concessionari in questo momento hanno portato gli stabilimenti ad un livello molto alto, e noi dobbiamo assolutamente pensare di difenderli il più possibile, proprio anche per la questione che dicevamo all'inizio, perché la piccola impresa, l'impresa di famiglia in questo momento rende tipico il paese e rende il cliente affezionato all'isola, lo fa sentire a casa, non lo fa sentire un numero, lo fa sentire. Questo secondo me è proprio il punto principale per quanto riguarda le spiagge, perché senza la certezza che domani ci siano, è difficile fare anche discorsi più a lungo termine. Certo. È stata poi, fra l'altro, ricordiamo, è stata la bandiera blu a Grado, che conferma questa sua tendenza ad avere un approccio di qualità nei confronti del turista quando si parla di spiagge e servizi connessi, Bredeon. Sì, assolutamente. Siamo assieme a Lignano la spiaggia preferita dai pediatri, insomma, la spiaggia per i bambini e per le famiglie. È vero. E abbiamo sempre avuto questa caratteristica, il fatto che sia la 36esima bandiera blu su 38 edizioni, se non vado errato, ne è la conferma. È la conferma anche di un rapporto fra turismo e ambiente che è equilibrato e che non va a distruggersi vicendevolmente. Entriamo ora in un discorso più generale che ha a che fare con quello che sarà poi il futuro sindaco di Grado, perché si guarda tanto al turismo, perché è un po' il motore, soprattutto d'estate, della località. Si guarda però, come avevamo detto a inizio intervista, anche all'ordinario, cioè alla vita di chi è residente, delle frazioni, di chi vive Grado in prima persona tutto l'anno. In questo caso lavori pubblici, servizi, spesa per il sociale, ci sono diversi ambiti su cui intervenire. Secondo lei declinati in quale modo? Faccio una domanda, una su tutte, poi le lascio pure delineare a suo piacere. Se dovesse scegliere uno o due interventi prioritari, ripeto, sotto il profilo dei lavori pubblici, sotto il profilo dell'urbanistica, che idee ha Bredeon come candidato sindaco? Guardi, quello per cui ci siamo sempre battuti, la prima è sicuramente le manutenzioni del paese, perché un paese in ordine è un orgoglio per i cittadini e il miglior biglietto da visita per chiunque. E la seconda sono le case per i residenti, perché con un mercato che è quello edilizio che c'è in questo momento, che è fuori scala per tantissime tasche,
dobbiamo cercare di evitare lo spopolamento del paese cercando delle soluzioni che possono essere appunto più alla portata di tutti per famiglie e residenti. In questo momento la nostra grande pecca è proprio quella di non riuscire a dare una risposta. Parlo come comune, che in questi anni non è riuscito a dare una risposta alle esigenze dei cittadini che sono stati costretti a trasferirsi nelle località vicine perché non potevano permettersi ovviamente le case con i costi che in questo momento ci sono a Grado. Queste sono le due principali problematiche in questo momento. Che non si affrontano facilmente, perché come diceva lei l'edilizia è un comparto che drena molte risorse e che forse un municipio da solo può fare solo in parte, quindi lì entra anche in campo tutta una situazione più politica di rapporti istituzionali, di spinta agli investimenti che, ripeto, non dipende soltanto da un comune, è una bella sfida. È una bella sfida sicuramente, quella per quanto riguarda l'edilizia, quella che noi proponiamo, l'edilizia in diritto di superficie, ovvero cercare di slegare, perché poi è un'edilizia che permette di slegare il mercato immobiliare gradese da quelle che sono poi le case per i residenti. In quell'ambito il comune può intervenire, sicuramente acquisendo dei terreni privati e potendo gestirli direttamente, dare questo tipo di soluzioni per i cittadini, che sono case con metrature dignitose, case che possono essere usate per mettere le basi per una famiglia o sicuramente per restare sull'isola e per così restare vicino al lavoro, alle case, insomma, ai genitori. Lei prima parlava... Ma sono soluzioni da mettere in campo il prima possibile, ecco. Perché lo spopolamento del paese è ormai, se no diventa irreversibile. Infatti lei prima parlava di questo, quindi c'è un inverno demografico che sta pesando a livello anche di vita, diciamo, di ogni giorno a Grado. Assolutamente sì, è un problema che negli ultimi anni si è sicuramente aggravato, insomma è un problema che l'Italia ha a livello nazionale, diciamo che più in particolare nelle località turistiche quello che lo aggrava sono i costi degli immobili, che per tante famiglie sono proibitivi ormai, perché comunque sia vanno dietro una logica di mercato che però per le famiglie diventa impossibile da seguire. E una risposta a questo bisogna darla e bisogna che il municipio la dia, non può non darla. In questo ha giocato la sua parte anche, diciamo, l'esplosione degli affitti turistici, quelli a breve periodo, le piattaforme che offrono una possibilità diversa rispetto alla struttura ricettiva classica, hanno anche questi influito sul costo dell'alloggio, dell'affitto, ecco. Ha senso quello che ho detto? Sì, no, assolutamente senso. Gli affitti brevi, essendo anche meno vincolanti, sono preferiti da tutti e quindi rendono ovviamente maggiormente rispetto a un affitto lungo. Quindi sicuramente per quanto riguarda la parte di affitto le posso dire che ha assolutamente ragione, non ha fatto una disamina sbagliata. Ma ripeto, anche il prezzo d'acquisto dell'immobile ormai è fuori mercato per tanti cittadini, sì, anche perché comunque si parla di piccole metrature ormai vendute a prezzi enormi per stare nella scala, capiamoci. Se lei va a cercare una casa con 3 camere si comincia a parlare dai 350.000 euro in su più lavori. Insomma, è un aumento importante rispetto al passato. Sì. E poi non ci si può più di tanto stupire se i residenti scelgono di abitare nel contorno perché magari lavorano a Grado o comunque non vogliono spostarsi troppo, ma non stanno più a grado comune. Esatto. La capacità di intervento però, come dicevo prima, mi scusi se mi ripeto, è un po' limitata in questo senso. Forse bisogna in qualche modo, non dico accettarla, ma stringere i denti finché non ci sia un'inversione, che però non so quanto sia fattibile, un'inversione del prezzo del mercato oggigiorno. O meglio, io ho visto fluttuare i prezzi delle case, una volta costavano di più, una volta costavano di meno, però qui si stanno raggiungendo picchi veloci, ecco, no?
Esatto, sicuramente non possiamo aspettare un'inversione del mercato. Dobbiamo iniziare a combattere questo fenomeno. Come detto prima, l'edilizia in diritto di superficie, che è un'edilizia appunto fatta per i residenti ed è un'edilizia che poi anche nella rivendita dell'immobile esce da quello che è il mercato immobiliare normale di grado, è una delle soluzioni che noi proponiamo assolutamente, ed è una soluzione che può mettere in pratica il comune in prima persona. Certo che per soluzioni più strutturali bisognerà trovare un connubio con la regione ed è imprescindibile. Esatto, forse degli incentivi e da un lato i miglioramenti degli edifici comportano anche una spesa minore se sono più efficienti energeticamente e tutto, dall'altro però mi viene da pensare quasi un contributo casa che sia più strong in termini di acquisto, perché quando ci sono stati i contributi dell'acquisto della prima casa, delle ristrutturazioni, una risposta è stata data, quindi ripristinarlo potrebbe essere una buona idea. Ci sono già, premettiamo, però renderli più diciamo corposi. Ecco, tutto aiuta in questo senso, perché il problema, come abbiamo detto, è grave, non è un problema da poco. Le leggo una mail che fa una domanda un po' curiosa, dice: volevo chiedere all'ospite se i gradesi si sentono più friulani o giuliani, dato che erano una provincia di Trieste. Identità dei gradesi, qual è? Così lo diciamo, insomma, rispondendo alla mail. L'identità dei gradesi? Non so, perché ci sentiamo anche sia della Serenissima che austriaci, abbiamo avuto molti influssi. Quindi è un po', diciamo, è un po' un mix, come dire. Esatto. No? Da un lato è una caratteristica peculiare, siamo di grado, è una caratteristica peculiare. Ok, non c'è un vero cappello da mettere sopra al cittadino di grado. Abbiamo fatto una lotta per il patriarcato in epoca della Serenissima per questi motivi fra Grado e Aquileia, quindi sì. È vero. Quanto fa rete il comune di Grado con il resto della regione per sviluppare il proprio turismo? Perché un'offerta differenziata aiuta anche, lei ha citato Aquileia, mi è venuto in mente, aiuta anche la permanenza maggiore nel territorio, fare base a Grado per potersi spostare attorno. Beh, sicuramente, anche perché comunque in questo momento, per quanto riguarda la provincia di Gorizia, comunque anche la Bassa Friulana a Grado è quella che offre a livello di ricettività di posti letto ne offre il maggior numero. Quindi noi comunque dobbiamo andare di pari passo con quelle che sono le offerte dei comuni vicini, anche perché ormai il turista, soprattutto magari in un periodo in cui non c'è sole o il tempo non è dei migliori, tende a girare e bisogna sicuramente trovare delle soluzioni diverse negli altri comuni. Ecco. Ne avevo parlato velocemente prima, ci torno giusto per un breve focus. Questione traffico e parcheggi, a che punto siamo? Questione traffico e parcheggi, il comune di Grado ha al suo interno dei piani del traffico che sono già stati fatti, bisogna solo riadattarli a quella che è in questo momento l'attualità, perché comunque sono dei piani del traffico di qualche anni fa e queste sono le soluzioni tecniche che il comune può mettere in campo per vedere dove realizzare nuovi parcheggi e sicuramente aumentare i collegamenti con i parcheggi già esistenti, perché comunque un grosso hub di parcheggio a Città Giardino ed è pieno pochissime volte all'anno proprio per mancanza di collegamenti o collegamenti migliori, insomma. Collegamento marittimo invece funziona bene? I collegamenti marittimi funzionano. Si potrebbero sicuramente implementare con una linea, o almeno nel nostro sogno c'è una linea interna di collegamento, in maniera da iniziare a sfruttare quella che è la nostra peculiarità, che è essere vicino al mare, insomma essere circondati da mare e laguna. Cioè quindi anche grado su grado. Rende più caratteristico il trasporto. Dice grado su grado, non per forza solo grado su grado. Sì, assolutamente sì. Che non è attiva, quindi. Per il motivo che dicevamo, no, non è attivo, per il motivo che dicevamo prima, perché alle volte bisogna anche pensare a giustificare il tempo che si passa sui mezzi di trasporto, soprattutto quando si ragiona
Con su un famiglie. turismo mirato sulle famiglie. Vero, vero. Ma proprio perché Grado ha questa sua vocazione, diciamo, rispetto a Lignano, che la vediamo un poco più un turismo molto che pone il proprio accento anche molto sui comitive di ragazzi, gli studenti, i giovani, i concerti all'Arena Alpe Adria, eccetera. Grado, come diceva lei, ha più un'impronta che guarda le famiglie. Proprio su questo, e guardando al fatto che la famiglia ha orari diversi rispetto alla comitiva di amici, ha esigenze diverse, ha i bambini, le strutture, i parchi giochi, tutti i servizi annessi e connessi, guardano al futuro anche per quella che è la fruizione delle famiglie, oppure sono rimaste un po' al vecchio tipo di famiglia? Cioè, io arrivo a Grado e so che alla Pineta trovo quei giochi. C'è qualcosa di nuovo che si sta pensando o che voi, come lista che si propone a candidatura del comune, avete in mente per il futuro? Sicuramente aumentare le attrattive per i più piccoli è fondamentale. Diciamo che poi famiglia ha anche i figli di 14, 15, Vero? 16 anni, Verissimo. spesse volte, quindi bisogna pensare a quelle che sono anche le attività per loro, quindi appunto comunque le attività la sera, i concerti e le attività di intrattenimento. Non è che può esserci una senza l'altra. Per quello si parlava prima, appunto, soprattutto per quanto riguarda gli imprenditori privati, di aiutarli nella gestione di questi eventi, di aiutarli più che altro di non impedirglielo e di non creargli troppi problemi nella realizzazione degli eventi. Ovviamente tutto deve essere, come al solito, bilanciato e non possono esserci eccessi né da una parte, né a livello di protezionismo né a livello di non protezionismo. Vero. Le leggo un'altra mail che dice: mi aspetto l'impegno per realizzare la pista ciclabile sul ponte girevole, scrive Marco. Assolutamente sì, anche perché è un punto pericolosissimo. Questo non è un impegno, è un dovere. Penso che la stessa domanda possa essere fatta anche agli altri due candidati, le daranno tutti la stessa risposta. È un dovere perché è un punto pericolosissimo di passaggio in questo momento, che ha subito dei ritardi sia a livello burocratico e di assegnazione dei lavori, ma che deve essere fatta al più presto perché è veramente uno dei punti più, in questo momento uno dei punti più pericolosi di Grado. Le faccio vedere la vignetta che quasi quotidianamente ci invia Marco Englaro, che guarda con ironia, insomma, la situazione di cui parliamo, i cerca sabbia per la spiaggia che i maltempi ha fatto sparire, e la signora dice: adesso vado a cercare il ripostiglio tra le zavatte de bagno. E va un po' un classico, quello del vacanza al mare in una località con la sabbia me la porto dovunque, ma questo vabbè. È un must, insomma, non è che ha a che fare con tutte le sabbie del mondo, quindi ci ridiamo sopra. Per forza. Non credo che ci possa essere un servizio municipale che tolga la sabbia dalle scarpe. Lì saremo a livelli di fantascienza, però insomma, lo facciamo per ridere, Bredone, ovviamente. Senta, visto che mancano circa 4 minuti, se c'è qualche punto del vostro programma, se c'è qualche esigenza che non abbiamo trattato in questi 55 minuti di intervista, se c'è anche un appello al voto che se la sente di voler fare, visto che comunque il periodo, guardando anche le europee, guardando le elezioni passate, ha visto tanti cittadini che scelgono di non andare a votare, che è più un aspetto di analisi politica che, se lei vuole fare, insomma, non c'è nessun problema, ma su cui bisogna riflettere. Le dico, abbiamo ancora 3-4 minuti a sua disposizione. Guardi, io più che un appello al voto tenderei prima di tutto a invitare, come ha detto lei, ad andare a votare, perché è un diritto e un dovere ed è una cosa fondamentale. Oltretutto tengo a ringraziare tutti i candidati di tutte le liste, non solo della mia, perché mettersi a disposizione, metterci la faccia e mettersi in gioco non è una cosa semplice, soprattutto in un paesino, insomma, piccolo come quello di Grado, perché poi alla fine della fiera siamo 7.000 residenti più o meno. Sì. E ci vuole coraggio e ci vuole impegno e passione. Quindi secondo me, prima di fare un qualsiasi appello al voto, bisogna ringraziare tutti, perché
tutti credono nel bene di Grado, tutti credono in una Grado migliore, in una Grado che comunque abbia uno sviluppo e noi sicuramente, a parte le elezioni, a parte questo periodo che si concluderà la prossima settimana, la prossima settimana torniamo tutti ad essere, a prescindere da come vada, torniamo tutti ad essere concittadini, ci troviamo tutti nei bar o per strada e comunque lo facciamo nel rispetto di tutti e sicuramente non da avversari politici. Ecco. Questo è un bel messaggio da parte sua. Questo è un bel messaggio. Questo è quello che secondo me è la cosa, quello che mi sento di dire. Sarebbe incensarmi e dire votatevi non mi piace. Ecco. No, certo. Vabbè. Le lasciavo campo libero in quello che aveva piacere di dire. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sì, pronto? Prego. Buongiorno. Sì. Buongiorno, mi scusi, volevo solo chiedere perché sulle spiagge di Grado non è permesso, nella battigia, dove dovrebbe essere invece permesso, posizionare gli asciugamani e stare in spiaggia senza dover comprare ombrellone e lettino. Grazie. Bredeon, questione allora, di... al volo, ci sono dei tratti di spiaggia libera in cui è consentito. Sulla battigia c'è un tratto di rispetto in cui comunque non è consentito poggiare niente perché deve essere fruibile. Quindi ci sono i pezzi di spiaggia libera a Grado in cui è consentito portarsi i lettini, già gli ombrelloni da casa e insomma, ci sono sempre stati. Sì. Della parte invece subito più vicina al mare non c'è la possibilità, ma non c'è, mi pare, non c'è la possibilità. Nessuna località o sono esatto. Poche le località che lo permettano, ma insomma sono scelte anche, credo, che abbiano a che fare con questioni di sicurezza, anche per l'arrivo, poi l'intervento eventuale delle imbarcazioni di salvataggio, è tutto una serie di un corollario di norme di sicurezza, credo che siano alla base di questa scelta. Dobbiamo chiudere, ringrazio Giovanni Bredeon, candidato sindaco a Grado con Fratelli d'Italia e la lista che lo supporta, buona giornata e insomma a risentirci. Buona giornata, grazie mille, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei per il collegamento, noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ricordo che andremo avanti fino alle 10, tra poco saremo in compagnia, sempre in videocollegamento di Giorgia Tripoli, anche lei candidata, in questo caso non a Grado, candidata alle elezioni europee con la lista Libertà. Ancora grazie a Bredeon, pubblicità, a tra poco. Grazie, buona giornata. Abbiamo trovato noi vigili del fuoco con l'imbarcazione in dotazione percorrendo appunto il fiume Natisone. Il secondo è stato individuato dai volontari della protezione civile e poi è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il tantam della notizia e il passaparola porta presto a vedere svanire in maniera cruda le speranze sul ritrovamento dei ragazzi travolti dal Natisone venerdì 31 maggio poco dopo le 13:30, perché manca poco alle 12 di domenica 2 giugno, quando i vigili del fuoco, sempre strenuamente al lavoro, giorno e notte, diffondono la comunicazione del ritrovamento di 2 corpi senza vita. Sono quelli di Patrizia Cormos, 20enne di Campoformido, e Bianca Doros, 23enne di origini rumene, domiciliata, così come la famiglia, a Udine, con le salme ritrovate a circa 1 chilometro scarso da Ponte Romano. È una mazzata fortissima per una comunità, anzi per una regione, forse per tutta Italia, che aspettava notizie positive e che invece realizza come quell'abbraccio immortalato da uno smartphone sia stato l'ultimo da parte dei ragazzi. Patrizia e Bianca sono state ritrovate, una dal natante dei vigili del fuoco, l'altra segnalata da alcuni volontari della protezione civile prima del recuperamento della salma da parte degli stessi vigili del fuoco. Un ritrovamento che è la conferma degli oscuri presagi nati quando era stato recuperato il cellulare di Patrizia e che svuota un'intera comunità, perché è impossibile non provare empatia a pensare a queste giovanissime vite spezzate, un evento così tragico che nonostante tutto scatena anche alcuni leoni da tastiera che non riescono a trovare nemmeno il rispetto del lutto. E l'unica notizia vera da dare era questa, solo che non si può dare, non si vuole dare questa notizia, si vuole dare una speranza alle persone, perché dietro ci sono delle mamme e dei papà che aspettano i figli. Scusate, è una perdita incredibile che lascia, come dicevo prima, lascia la morte nel cuore.
piange una comunità intera travolta dalla terribile notizia. L'Accademia delle Belle Arti lo fa, laddove Patrizia ha svolto quell'ultimo test prima di concedersi una giornata libera, di svago che si è rivelata invece essere quella in cui la sua giovane vita si è spenta, perché restare uniti, abbracciati, non è bastato. C'è già chi pensa a una statua di quell'abbraccio simbolico, a ricordare le vittime, a sensibilizzare per il futuro sul ciglio di un fiume tanto bello quanto insidioso. Nel turbine di emozioni ci sono anche le famiglie spezzate, distrutte, dopo ore intense di attesa, angoscia, smarrimento, che sono costrette a subire la brutalità di una notizia, di una figlia che non c'è più, a cui si unisce la difficoltà di un momento ancora più tragico, come quello del riconoscimento delle salme una volta ricomposte all'obitorio di Premariacco. Che in questo momento è stato dato il via libera da parte del magistrato affinché i familiari, le salme sono state ricomposte, le salme delle due ragazze sono state ricomposte, e proprio mentre vi stiamo parlando in diretta i familiari sono giunti presso la cella mortuaria del cimitero di Premariacco, dove sta in questo istante avvenendo il riconoscimento delle due salme. Un dolore fortissimo, immenso, che pervade l'atmosfera e fa anche tornare a incupire il cielo dopo il bel tempo che aveva mostrato la faccia bellissima, affascinante del Natisone, mentre l'impagabile squadra dei soccorsi continua il suo lavoro alla ricerca di Christian Kasian Molnar, il terzo ragazzo ancora disperso, con quella fiammella ormai forse lumicino di speranza che non vuole spegnersi, anche se il realismo detta parole diverse. Le ricerche continueranno fino a che anche la famiglia di Christian potrà ricevere la sua verità. Ora, questo il era 2 e il 3 giugno. Questo era il punto riguardo alle ricerche che hanno dato l'esito peggiore per quanto riguarda il ritrovamento dei corpi delle due ragazze sul Natisone. Manca ancora il ragazzo disperso e abbiamo avuto modo di ricostruirlo con il servizio del collega di TV12. Dunque, in questo spazio fino alle 10 era prevista la partecipazione di Giorgia Tripoli, candidata con la lista Libertà alle elezioni europee, però ci sono stati dei problemi e alcune difficoltà organizzative fondamentalmente con Giorgia Tripoli, per cui non credo riusciremo ad averla in collegamento quest'oggi fino alle 10, il nostro orario di chiusura trasmissione. Se avremo modo di riuscire a organizzarci con la candidata Tripoli, insomma, siamo a disposizione come da accordo telefonico, però in questo momento non è possibile. Allora riprendiamo da capo la rassegna stampa del Piccolo, anche per chi si fosse collegato da poco con la nostra trasmissione, visto che la rassegna va in onda dalle 7 alle 8. Diamo una rapida occhiata ai giornali e poi durante la pubblicità vedremo se ci sarà modo per ovviare all'assenza di un ospite in questa fascia oraria. Dunque il Piccolo di oggi apre con il ritrovamento dei corpi di Bianca e Patrizia, l'abbiamo visto anche nel servizio. Il Natisone ha restituito i corpi delle due ragazze, continuano le ricerche del loro amico Christian. La tragedia di 3 giovani, il volontario che ha intravisto per primo una delle disperse ha detto: un colpo al cuore, sono genitore anch'io. Il papà di Patrizia, le giornate trascorse a fianco dei soccorritori, nel punto anche dello strazio dei familiari. Taglio alto con Zelensky contro la Cina, vuole far fallire la conferenza di pace. Leggiamo anche l'aggiornamento sul caso Regeni, si riapre il rebus date, era vivo il 29 gennaio del 2016. La politica, Forza Italia si dissocia, il 2 giugno diventa un caso perché la Lega attacca Mattarella, come detto gli azzurri che fanno un passo di parte rispetto alle posizioni del Carroccio. Le vere riforme per una giustizia più efficiente e poi il premierato, il PD e la regola del contrario sono gli articoli nello spazio delle idee e i commenti all'interno del Piccolo. Via San Michele, i cantieri aperti fanno rinviare il senso unico. Questa è la decisione del Comune riguardo alla viabilità esclusivamente in discesa di Via San Michele. La Coop Lister a caccia di vecchi tessuti per la borsa del Papa, con l'articolo a pagina 20, poi il campo di basket della Servolana, una nuova gara per il suo rifacimento, il punto a pagina 19. Dalla musica ai cani, le regole dell'estate sulle spiagge di Muggia, nell'articolo del Piccolo che ripercorre un po' quelle che sono le regole di come comportarsi nel litorale muggesano. La festa dei 20.000 per Ultimo, ieri il concerto di Ultimo allo Stadio Rocco. Ricordiamo che poi il giorno 9 ci sarà il concerto di Max Pezzali, sempre allo Stadio Rocco di Trieste. Abbiamo una telefonata che mi fa compagnia a questo punto. Buongiorno.
Buongiorno, volevo chiederle solo un'informazione. Prego. Ho sentito che oggi c'è lo sciopero dei treni dalle 9 alle 17, è vero? Allora, do un'occhiata perché non ero proprio al corrente. Sciopero treni giorno 2 giugno, le fasce orarie e i treni garantiti. Dunque, chiudiamo. Oggi siamo il 3. Prego? Oggi siamo il 3, lei ha detto per il 2 giugno. No, il 3, scusi, un lapsus, no, c'è scritto 3, ho detto 2 ma ho letto 3, lasciamo stare. E comunque il 3. Giornata delle rigettazioni sindacali, dunque lo sciopero riguarderà Trieste, Torino, Bologna, Ancona, Firenze e Foligno del 3 giugno, avrà durata di 8 ore dalle 9 alle 17. Vediamo un attimo, in Friuli Venezia Giulia è coinvolto nello sciopero dalle 9 alle 17, ma sono garantite le fasce orarie dei treni. Adesso le dico le fasce orarie, dovrebbero essere le consuete, cioè dalle 7 alle 9, proprio dopo dalle 9 parte lo sciopero, e poi dalle 14 alle 16. Sì, comunque è confermato lo sciopero, signora. Grazie, buona giornata. A lei buona giornata. Grazie. Questo per quanto riguarda lo sciopero dei treni. In tempo per andare in pubblicità e a questo punto, in assenza di novità, riprenderemo la rassegna con il quotidiano Il Piccolo. Tra poco. Bene, riprendiamo la nostra trasmissione con la rassegna stampa, le pagine della politica, la Lega attacca Mattarella, insorgono le opposizioni, Borghi chiede le dimissioni, non è la giornata dell'Europa, Tajani si dissocia, Salvini frena il Quirinale, resta in silenzio. Il leader del Carroccio, non corretto parlare di sovranità europea durante il 2 giugno, e Schlein accusa Meloni di distogliere i cittadini dai temi. La festa delle Repubbliche è una sfida sulla carta, il PD protesta in piazza, la parata nella pioggia sfila l'Italia del 2 giugno. Con il tradizionale passaggio delle frecce tricolori a Roma sopra l'altare della patria. La Premier in un post: ringraziamo chi ha donato la vita per questa nazione. Ciriani al Sacrario, di Re di Puglia, abbassiamo i toni facendo comunità per il bene del Paese, l'invito del Ministro per i rapporti con il Parlamento alla celebrazione, un appuntamento, il principale per il 2 giugno in Friuli Venezia Giulia, poco partecipato. L'assessore regionale Calleri, ricordare la storia per evitare gli errori del passato. La crisi internazionale, Zelensky attacca Pechino, lavora contro la pace, il presidente ucraino deluso, alcuni leader ancora incerti sul vertice in Svizzera. In 7 giorni 1000 attacchi russi, le forze russe avanzano sul fronte di Donetsk. Kasparov nel mirino, Mosca vuole processarlo, lo scacchista dissidente proprio in Russia. Ahmadinejad si ricandida al voto del 28 giugno. Siamo in Iran con le presidenziali, non c'è 2 senza 3 e Mahmoud Ahmadinejad ci riprova. L'ex presidente iraniano ha presentato la sua candidatura alle presidenziali del 28 giugno a Teheran, circondato da una folla di sostenitori radunati nelle vicinanze. Israele adesso è pronto all'accordo, ma senza Hamas nella striscia di Gaza. Vogliamo il rilascio degli ostaggi in Medio Oriente. Mentre Israele ribadisce che nel futuro della striscia ci sarà un governo alternativo ad Hamas, cresce il sostegno alla roadmap rilanciata dal presidente statunitense Joe Biden sia all'interno dello stesso Stato ebraico sia nella comunità internazionale. Parlando del Sunday Times, Ofir Folk, consigliere del premier Benjamin Netanyahu per la politica estera, ha fatto sapere che Israele non respinge l'accordo e ciò che abbiamo concordato, ha spiegato, non è un buon accordo, ma vogliamo con forza il rilascio di tutti gli ostaggi, tutti, ha detto Israele. Ci sono ancora molti dettagli da definire e questo include, ha poi aggiunto, che non ci sarà un cessate il fuoco per mantenere permanente fino a che tutti gli obiettivi di Israele non saranno raggiunti, e tra questi il ministro della difesa Gallant ha ribadito la distruzione di Hamas per impedire di continuare ad esistere, ma soprattutto la preparazione a Gaza di un governo alternativo alla fazione islamica. Altra notizia, l'esordio del maxi traghetto Dalmazia, l'acquisto di Adrolinea da oggi operativo sulla tratta Ragusa-Bari, può trasportare 1800 persone
350 veicoli. Albona, nuova casa di riposo, può ospitare 50 anziani e c'è stata l'inaugurazione. Caso dei bimbi scomparsi, riaperto, dati per morti e in realtà venduti tra gli anni 70 e 80. Giulio Regeni era ancora vivo il 29 gennaio nel 2016, a Report il contenuto di un WhatsApp che getterebbe nuova luce sulla vicenda, proverebbe che le autorità egiziane ai più alti livelli sapevano del sequestro. L'AISE l'avrebbe visto durante la prigionia tra il 25 gennaio e il 3 di febbraio. Tampona le auto in coda al casello, 3 morti e 6 feriti a Rosignano, la tragedia sulla A12 nel Livornese. Bimba soffocata, la madre, ritardi nei soccorsi, la tragedia è accaduta al Lido di Venezia. Ancora, cronaca nera, afferrato Giada alle ginocchia e lo spinta giù dal cavalcavia, Favaro l'ha dichiarato agli agenti della mobile per poi ritrattare davanti ai PM. Oggi ci sarà la pesatura del corpo per valutare l'ipotesi del sollevamento. Impossibile accertare precedenti violenze, l'autopsia, corpo straziato dal passaggio di un tir e di altri veicoli, l'auto dell'indagato ha sostato solo per un minuto e 40 secondi. Le vere riforme che servirebbero per una giustizia più utile ai cittadini, il piano del governo sulla legge per la separazione delle carriere. Per andare incontro alle esigenze bisognerebbe rivedere l'accesso in magistratura e valutazioni di professionalità. Sarebbe auspicabile una comune formazione dei pubblici ministeri e dei giudici con il coinvolgimento della classe forense. Nelle controversie civili questa riforma non ha nessuna ricaduta, restano intatti i tempi e le modalità delle decisioni, però senza alcun beneficio, scrive Bruno Cherchi nel suo articolo del Piccolo. Premierato il PD e la regola del contrario, scrive Bordignon, scuola e religione, così può nascere una nuova strada per l'integrazione. La firma di Francesco Iori, sotto i nostri occhi stanno cambiando i confini simbolici, spirituali e materiali del vivere collettivo. Quelle parole volgari entrate a palazzo, invece, riporta Franco Del Campo, guardando alle liti politiche in diverse sedi. A Rocco, la festa dei 20.000 per Ultimo, la pioggia non ha rovinato lo show del cantante romano, i fan lo acclamano tra cori, telefonini accesi e impermeabili colorati. Qui Ultimo, che era ieri in scena allo Stadio Rocco, jeans nero, giacca e l'immancabile cappellino al contrario. L'artista ha aperto con il brano il capolavoro. Pochi i disagi al traffico grazie alle navette e ai parcheggi, il punto sulla viabilità è ciò che è accaduto ieri attorno allo Stadio Rocco. Questo è un assaggio, quelle che sono le foto di chi attendeva l'ingresso all'interno dello stadio per il concerto di Ultimo, al sole, finché c'era, sotto alcuni ombrelli, in attesa dell'apertura dei varchi. La lunga attesa infatti davanti allo stadio, in nottata anche alcuni si sono messi a dormire in tenda. Troppi cantieri in via San Michele, congelato l'avvio del senso unico, la decisione del comune annunciata per questo mese, la modifica alla viabilità è rinviata dopo il confronto con le ditte. Di Piazza ha detto è una scelta ponderata, ci sono troppi cantieri che sono in corso, che devono partire, ci sono anche le scuole in fase di ristrutturazione lì vicino e tutto questo potrebbe gravare non poco sulla vita di ogni giorno dei cittadini. Poi c'è un appunto, i residenti con bandiere, comitati e raccolte firme, il piano tanto atteso, il comitato alla qualità della via è nato ufficialmente 4 anni fa, dopo che il progetto era già attivo da un paio d'anni sui social media. I residenti di via San Michele che vi hanno aderito e che alle loro finestre hanno esposto delle bandiere verdi hanno sposato il progetto di istituzione del senso unico in quella via. Guardiamo ancora la pagina del Piccolo, il 2 giugno in città, trasfilata, alzabandiera in piazza e consegna di onorificenze. La festa della Repubblica celebrata davanti alla prefettura, presenti gonfaloni di Trieste, di Muggia e della regione. Ci fermiamo per una telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire una cosa, ma come gli permette questi leghisti maledetti, come gli permettono di insultare il capo dello Stato, che è l'unico che in Italia merita un elogio, l'unico. Non ce ne sono altri politici, capace che io non è politico, non ce ne sono che si possano meritare un bravo. Basta così. Okay. Io non dico altro perché dopo vado oltre. Va bene, il capo dello Stato si può...
mi dissocio dal maledetti, che non è un termine proprio così simpatico, a prescindere da chi ci si rivolge in ambito in qualche modo politico. Poi lo si può dire, ma magari non in TV, che non è molto, molto corretto. Ma al di là di quello, l'opinione del signore era piuttosto chiara. Campo di basket Servolana, una nuova gara per i lavori, il cantiere era stato affidato nel settembre 2023, contratto poi risolto per inadempienza, progetto esecutivo aggiornato, spesa di 180.000 euro. Unione Europea, dibattito del Lande in Sala Xenia, proprio in virtù delle elezioni europee, come tappa di avvicinamento, mancano pochi giorni per il voto del rinnovo del Parlamento europeo. Presidio per destinare l'ex mercato migranti, ieri in via Flavio Gioia la richiesta di aprire alla possibilità di collocare lì un centro di bassa soglia per liberare il Silos da tutti quelli che vi dormono all'interno. Palestra di San Giovanni, opera diretta da Serteco, procedimento avviato nel 2010, in 150 al corteo per la Palestina, stop alle bombe su Gaza, la protesta da Piazzale Europa che poi ha raggiunto Largo Santos. L'appello di Lister ai triestini per creare la Borsa del Papa, la CEI ha commissionato alla Sorteria Sociale 2.200 accessori per la settimana dei cattolici. La Coop a caccia di vecchi jeans, per realizzarli per il pontefice useremo pantaloni bianchi. Corpus Domini per la pace in centinaia in processione nel nome della speranza. Nella sua omelia il vescovo Trevisi si è soffermato sui nodi di attualità delle guerre fino anche al nodo dei migranti e ai femminicidi. Poi la benedizione ai fan di Ultimo. Raccolta fondi per rinnovare la cucina della Fondazione Lucchetta, lo vediamo di spalla nelle notizie del Piccolo. C'è l'inserto Nord-Est Economia che punta, lo vediamo rapidamente, a diversi settori, quello dell'agricoltura, la montagna, ma anche l'industria con chi esporta e sta creando business all'estero, porti e non solo, le gru di Midolini verso quota 50 milioni di euro, le energie alternative con un raffreddamento a medio termine, il settore però mantiene alte le prospettive di crescita, la svolta di Domenis tra la grappa per i cocktail e i gin a zero alcol, orti verticali e germogli in lavatrice per rendere sostenibile l'agricoltura, scrive Maurizio Cescon. Andiamo a Muggia, dalla musica alla pesca e ai cani, le regole per l'estate. A Muggia, fra orari di apertura degli stabilimenti e modalità di utilizzo dell'esdraio, definiti diritti e divieti per i bagnanti sulle spiagge pubbliche e private. Nasce poi Crenzest, il primo liquore al Cren realizzato a Trieste, l'invenzione di Fabio Pisani, che qui vediamo inquadrato con la bottiglia del liquore a cui ha dato questo nome. In piazza 200 giovani scoprono sport e giochi, la manifestazione a Muggia che ha permesso a circa 200 bambini di imparare o conoscere per la prima volta alcuni sport nuovi. Al via Borgo in Giallo, tra libri e degustazioni, il festival letterario, per andare poi alle segnalazioni, cioè le nuvole nere minacciose sull'abitato di San Luigi e la donazione di sangue numero 200 di Paolo, che ha ricevuto poi una maglietta e un elogio da parte delle persone, dei sanitari che lo hanno assistito. La cecità nel cane e nel gatto, come riconoscerla per tempo, consigli per chi ha gli animali in casa e può vedere anche a queste problematiche. Nel parco di Miramare la magia unica dello spettacolo di musica all'alba con il richiamo dell'iniziativa di Coop Culture. Subito dopo ci sono le pagine di cultura e sport, ma noi andiamo in pubblicità, breve pausa per tornare tra poco e chiudere la rassegna stampa del Piccolo. Ci vediamo tra qualche minuto. Con Sveglia a Trieste abbiamo visto prima dal Piccolo quelle che sono state le celebrazioni della Festa della Repubblica, le guardiamo anche nel servizio che ha realizzato
Umberto Bosazzi ieri nel corso del nostro telegiornale, il tempo di permettere alla regia di poter trovare il servizio, la festa della Repubblica ieri che ha avuto il suo momento principale in Piazza Unità, ovviamente con la presenza delle autorità e la sfilata delle forze armate. Se è possibile, altrimenti vado avanti, non c'è problema, andiamo avanti. Ormai la mattinata è andata così. Allora andiamo alle pagine dello sport che prima avevamo visto praticamente per intero, ricordando che c'è la partita di basket domani, la finale di Cristian, Trieste c'è, io conto su gruppo e difesa, ha detto l'allenatore della pallacanestro Trieste, in una serie difficile a cui è chiamato a rispondere, quella contro Cantù, proprio per la forza anche dell'avversario che sicuramente darà filo da torcere, in particolare nelle prime 2 gare che si giocano proprio in Brianza. Domani alle 20:30 il primo atto della serie che vale la promozione in Serie A. Troveremo avversari con un ritmo più veloce del nostro e dovremo stare attenti, ha detto coach Christian. Andando a leggere poi il punto sulle gare successive e quindi quelle che arriveranno a toccare Trieste, gara 3, il punto, già staccati 2000 biglietti, a Valmaura oggi il via alla vendita libera. Dalle prime 2 gare si capirà anche se gara 3 sarà una partita che sarà da dentro fuori decisiva per la promozione delle squadre che competono al posto in Serie A, oppure se ci saranno ancora i margini per poter giocare una seconda partita a Trieste, quindi gara 4, eventualmente gara 5 avrà luogo lunedì prossimo in serata e noi saremo in collegamento con il caffè dello sport proprio per questo avvenimento. L'abbraccio di tanti tifosi, Ferrero, Capitan De Angeli e Vildera. Siamo carichi, ci siamo conquistati questa occasione e arrivati fin qui, vogliamo giocarcela, ci siamo allenati bene, c'è fiducia, sensazioni positive alla vigilia della partenza per Desio, dove la pallacanestro Trieste comincerà l'avvicinamento con gara 1 contro Cantù. 6 vittorie consecutive, di cui 4 in trasferta, giustificano l'ottimismo con cui la squadra e la tifoseria vivono questi giorni d'attesa dopo una stagione vissuta tra 1000 difficoltà. La formazione di Christian è arrivata pronta a giocarsi le sue chance di promozione. Sicuramente quella dei playoff è stata una rinascita per la squadra che dopo un campionato tra alti e bassi ha collezionato una serie di prestazioni e di risultati molto importanti, anche a dar riprova di una svolta nella mentalità della squadra. Siamo al calcio, Donati che dice costruiremo un'unione che diverta in sintonia con Santoni e senza spese folli. Il direttore sportivo è al lavoro assieme al direttore generale Menta, da tempo seguivamo il tecnico che ha il giusto profilo per il progetto. Ho parlato anche dei giocatori che hanno fatto parte di questa stagione, oltre a Correia, ottima stagione anche di Elazraq e Moretti. Gunduz, che bisogna dire è stato impiegato anche un po' di meno, deve ancora crescere, però ha fatto vedere che comunque il talento ce l'ha e che sarà eventualmente utile qualora il ragazzo dovesse restare e quindi giocarsi le sue carte a Trieste. La finale per andare in Serie B sarà tra Vicenza e Carrarese, Tesser nel mirino del Pescara. I playoff mettono intanto un verdetto finale, la doppia sfida sarà tra il Vicenza e il Carrarese. La squadra di Vecchi ha battuto per 2-1 l'Avellino con le reti di Della Morte e Costa. La Carrarese riesce invece a pareggiare a Benevento per 2-2. Questo il punto dei playoff per un posto in Serie B. Delle squadre che invece sono in Serie C, la Triestina abbiamo visto è uscita contro il Benevento. Allora, ho visto collegato per un attimo, ma eccolo qui, che siamo in collegamento con Omar Costantini, del nostro collega di TV12 che da tempo, da molte ore sta seguendo la situazione legata ai ragazzi. Dopo il ritrovamento dei 2 corpi manca ancora quello del ragazzo. Omar, intanto buongiorno, e a che punto siamo con le ricerche, quali le ultime?
Sì, innanzitutto buongiorno, come hai detto tu è un buongiorno un po' triste, come hai sottolineato, proprio perché già da ieri, come abbiamo documentato anche in diretta nel TG di Tele4, c'è stato il ritrovamento dei 2 cadaveri, delle 2 ragazze, proprio noi siamo all'altezza del Ponte Romano qui a Premariaco, le ragazze sono state trovate all'incirca una a 200 metri da dove mi trovo io e la seconda a circa 1 chilometro, sempre in direzione Leproso-Orsaria. Chiaramente stanno continuando le ricerche da parte dei soccorritori della terza persona, il ragazzo che attualmente è ancora disperso. Chiaramente le forze in campo sono sempre presenti e costanti, vigili del fuoco, protezione civile, insomma volontari che stanno battendo in lungo e in largo da venerdì pomeriggio la zona qui dove ci troviamo noi. Chiaramente le condizioni meteo principalmente. Allora, durante la notte ha piovuto e diciamo così il Natisone chiaramente si è leggermente ingrossato. Qualcuno potrebbe dire sì vabbè è un corso d'acqua, però vi faccio vedere, tanto per farvi vedere Bernardo com'è la situazione, vedete anche la morfologia del Natisone in questo tratto, è una sorta di canyon che ricorda un po' più ambientazione stile film western, tanto per avere un'idea, e vedete questi gorghi d'acqua che si formano costantemente con il rischio di essere risucchiati poi all'interno del fiume e da qui dentro le forre laterali. Al momento si sa che ci sono circa 200-300 metri di cunicoli, però si parla anche di qualche chilometro in più, perché va sottolineato quando ci sono le grandi ondate di piena del Natisone, proprio in questi tratti si odono parecchi boati e anche qualche smottamento provocati proprio da queste forre naturali che nei secoli il fiume ha formato all'interno, dove l'acqua entra e forma questi vuoti. Ma non solo, pensate, non solo qui, ma si sente addirittura all'interno, circa a 1 chilometro, anche a 2 chilometri da dove ci troviamo noi, perché appunto non è ancora stato tutto esplorato. Al momento, come detto, c'erano circa 200-300 metri di gallerie e cunicoli naturali formati, ma si parla di qualche chilometro di cavità carsica, che voi conoscete bene questo termine, cavità carsica formate. Chiaramente proprio qui nel 91 un esperto sommozzatore che abitava a Manzano, ripetiamo un esperto sommozzatore, un professionista, fece un'escursione all'interno del fiume Natisone, rimase impigliato tra le rocce e fu, pensate, ritrovato solo 2 anni dopo il suo corpo. Tanto per spiegare la situazione ai nostri telespettatori, io mi sposto un attimo e ti faccio vedere il punto in cui i ragazzi si erano trovati al momento dell'arrivo dei soccorsi. Come puoi vedere, poi ti ripasso la linea. Tranquillo. Il punto è questa specie di isolotto che si è formato davanti a noi e sono circa 3-4 metri d'altezza, però nel giro di pochi minuti, loro sono tra l'altro scesi lungo quella stradina là in fondo che si collega parallela alla diga foranea che è stata creata qui per il contenimento delle acque, sono scesi a piedi e la situazione era, come potete vedere, esattamente come era adesso. Nel frattempo la piena è arrivata giù da Cividale perché in quel pomeriggio si sono scatenati diversi nubi fragili, abbiamo anche documentati sul Friuli orientale, l'acqua li ha colti di sorpresa e da qui insomma è partito il dramma. Anche per i mezzi di soccorso la difficoltà di intervenire perché era l'unico punto in cui potevano riuscire a recuperarli, ma per sfortuna loro proprio nel punto più pericoloso del fiume Natisone e da lì purtroppo è partito il dramma. E come puoi vedere insomma il turbine, la violenza delle acque e con questi mulinelli che ti trascinano sott'acqua con il rischio insomma, se sei fortunato ti salvi. Purtroppo questa situazione è tragica perché abbiamo sentito, raccontato più volte il recupero delle 2 ragazze, ora in corso la ricerca del terzo disperso. Se non hai domande ti ripasso la linea per la continuazione del telegiornale. Guarda Omar, solo una domanda poi ti lascio, nel senso che il tram che poi si legge a mezzo social eccetera, voleva in qualche modo capire come mai i ragazzi nel momento in cui le acque cominciavano a salire non sono ritornati nel punto dal quale sono venuti. È stato il primo a essere allagato quel punto, è corretto?
Sì, allora chiaramente lo sai meglio di me che c'è un detto famoso che dice il fuoco si spegne, si ferma, l'acqua non la fermi. Chiaramente loro probabilmente non si sono accorti dell'arrivo della piena, o forse, diciamo così, è stata forse sottovalutata la portata dell'acqua. Loro praticamente si sono trovati che nel tentativo di rientrare non potevano più muoversi, perché come vedi questa è la situazione morfologica. Anche se hai 30-40 centimetri d'acqua che ti arrivano magari alle caviglie, però bisogna vedere anche la forza dell'acqua, perché parliamo di 10 volte, forse 20 volte la portata attuale che stiamo vedendo qui in presa diretta. Sì, quindi la corrente era proibitiva per risalire e ritornare al punto di partenza. Certo. Grazie Omar, poi quando ci saranno aggiornamenti anche eventualmente sul ritrovamento del ragazzo, insomma ne daremo conto nelle edizioni dei nostri telegiornali un po' di tutta la rete Media Nord-Est. Certo, sì, Bernardo, noi saremo comunque qui in diretta probabilmente per tutta la giornata, con finestre informative sia su TV12 e sia su Tele4, ma anche sulle altre reti, come hai detto tu, del gruppo Media Nord-Est. Grazie, buon lavoro e buona giornata, per quanto buona, insomma, visto che il ritrovamento la ricerca del ragazzo non è un aspetto, come dire, allegro di cui parlare, quindi il buona giornata è più una questione professionale che emotiva, visto che siamo alle prese con un disperso, le cui speranze di ritrovarlo in vita, sebbene ci siano, sono comunque appese veramente a un filo. Grazie Omar Costantini, puntuale e preciso come sempre. Questi gli aggiornamenti per quanto riguarda quella che è stata la notizia tragica del fine settimana che ha coinvolto il Friuli Venezia Giulia, il Friuli in particolare, e questi tre ragazzi, due delle quali abbiamo detto sono state ritrovate purtroppo morte. Andiamo avanti nella lettura dei quotidiani. Eravamo al piccolo nella sezione sportiva. Patrizio Gerometta, il nuovo DS della Juventina, 41enne ex giocatore biancorosso, prende il posto di Fantini. Alla chiamata del presidente Kerpan ho detto subito di sì. Costalunga riconferma per l'allenatore Gratton, nonostante la retrocessione, fiducia al giovane tecnico, abbiamo già tanta voglia di rivalsa, torneremo in prima categoria. Al netto dei nomi e cognomi, all'anagrafe dei giocatori che andranno a rinforzare la rosa giallonera sarà la voglia di rivalsa, il principale acquisto del mercato estivo del Costalunga, che si appresta ad affrontare la seconda categoria dopo la retrocessione dalla prima al termine del derby spareggio contro l'Opicina. Nessuna rivoluzione in atto dunque, ma la riconferma in toto dello stesso gruppo retrocesso appena un mese fa e voglioso di riprendersi sul campo quanto perso. Resteranno infatti agli ordini della contessa Anna Bracco sia gran parte della rosa che mister Luca Gratton. Accanto leggiamo Primavera Viola, i pulcini del San Luigi vincono il torneo giovanile, qui l'esultanza dei ragazzi, con anche poi dietro allenatori e dirigenti. Tamai KO con Rocca Altavilla, addio sogno promozione in Serie D. Pallavolo, Slovolle, i campioni invincibili, promossi in Serie B, stagione memorabile per la squadra allenata da Ambros Peterlin, ragazzi impeccabili sino all'ultimo set dell'anno, un'annata vincente da record per lo Slovolley ZKB, campione, promosso e piglia tutto, così spiega il tecnico e figura d'esperienza Ambros Peterlin. Dopo una stagione con 26 vittorie su 26 diventa superfluo dare un voto a ogni singolo ragazzo o chiunque nello staff, perché qualsiasi giudizio sotto il 10 sarebbe riduttivo. Partirei con ringraziare la società sportiva dell'Unione per avermi dato la fiducia e la possibilità di guidare questa compagine, passando per il mio collaboratore Mitia Corsi, vero collante tra me e la squadra con il quale ci accomuna la stessa passione. Non mi immagino una stagione senza l'accompagnatore Marco Comians, sempre presente e pronto a dare una mano, né senza il preparatore Federico Battistutta, un professionista che in pochi possono contare di avere in rosa. Questi ringraziamenti che fanno da cornice all'ottima stagione dello Slovolley. Il Moraro Volley si laurea campione territoriale nella prima divisione per la pallavolo femminile, l'EVS non si ferma più e con le ragazze dell'Under 13 conquista il suo sesto titolo per la giovanile. 3 ori e 2 argenti ai campionati europei Under 19, successo per Crevatine Pastorelli del Saturnia, 4 con femminile e Noemi De Vincenzi del Nettuno, il 4 di coppia femminile, qui le foto della premiazione e di un momento della regata. Zugna e Zucca della CMM Sauro, convocati per Bratislava per la canoa dell'atletica napoleonica senza sorprese, vincono Torrico e Vultaggio
qui in foto mentre hanno il premio in mano. Calcio, Carletto di Coppe, re di coppe, l'Europa ai piedi di Ancelotti dopo la sua 7ª conquista della Champions a Londra, trofeo vinto con il figlio Davide nel ruolo di vice, è consulente high tech, lo vediamo, Davide Carlo Ancelotti in alto, qui Carlo Ancelotti che solleva la coppa dalle grandi orecchie, conquistata e vinta contro il Borussia Dortmund nella finale dei Champions League a Londra sabato sera, proprio tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Verso l'europeo Calafiori, sogna ansia invece per Scalvini, per la squadra di Spalletti. Il Venezia è promosso in Serie A, battuta la Cremonese, il Venezia è la squadra che completa la nuova Serie A. Il timbro l'ha messo Christian Gittjer, danese di Roskilde, 34 anni, di cui la metà spesa in Europa è in giro dalla Norvegia all'Italia, passando per la Germania e la Polonia, facendo gol anche pesanti come quelli che portarono il Monza nella massima categoria 2 anni fa, e quindi il Venezia si riprende la massima serie. Il trionfo del gioco che fa rialzare la testa al nord-est. La Serie A del Venezia significa tante cose. La prima è che il lavoro e il gioco nel calcio pagano ancora, altrimenti la squadra di Paolo Vanoli non sarebbe salita, a beneficio di chi è più utilitaristico e sparagnino, ma non è, per essere chiari, il caso della Cremonese, a meno che e men che mai del Parma o del Como. Come pagano anche valori di impegno, serietà e sacrificio e l'unità. C'è chi li confonde con la retorica, ma non è retorica, dove si dà tutto per una causa. E del Venezia ricordiamo il cartellino anche di Dušan Redan, che è stato giocatore della Triestina. Chissà se si potrà giocare qualche chance in Serie A o se verrà rigirato in prestito e magari resterà a Trieste per un'altra stagione, decisione che spetterà alla dirigenza della Triestina. Motomondiale, Bagnaia Rock al Mugello, Pecco su una Ducati dipinta d'azzurro vince per la 3ª volta di fila il Gran Premio d'Italia. Alle sue spalle il compagno di box Bastianini, terzo Jorge Martin. Il mondiale è riaperto e quindi adrenalina sulle 2 ruote. Sinner regala un set a Moutet, poi vola ai quarti con Dimitrov, Cocciaretto e Arnaldi eliminati. Il Petrarca è campione d'Italia del rugby, il Petrarca Padova è campione d'Italia di rugby per la 15ª volta, nella finale scudetto di ieri giocata in un Lanfranchi di Parma gremito in ogni ordine di posti. I veneti hanno battuto per 28-10, 17-10 il primo, il Viadana che aveva vinto la stagione regolare, per poi superare i playoff battendo Colorno e Valor Rugby. Questo è dunque il momento della coppa sollevata al cielo dal Petrarca Padova, campione come detto di rugby, campione d'Italia della palla ovale. Questo è il piccolo di oggi. Abbiamo visto anche a fondo la pagina sportiva, ricordandovi che oggi, essendo lunedì, ci sarà l'approfondimento di Tele4 con il caffè dello sport, che tratterà soprattutto i temi legati al basket con la serie playoff finale, che potrebbe permettere alla Pallacanestro Trieste di un posto in Serie A, nella massima serie del basket italiano. Contro però c'è una Cantù attrezzata a dovere per affrontare questo iniziale trittico di sfide, per poi vedere se si andrà anche a gara 4 e eventuale gara 5. Io ora vi lascio con l'intervista che è andata in onda nei giorni scorsi nel nostro telegiornale al commissario dell'autorità portuale Torbianelli, che ha avuto la nomina pochi giorni fa e che proprio con Tele4, con noi, ha parlato di quello che sarà il suo incarico nei prossimi mesi come guida e commissario dell'autorità portuale, nel solco però di quanto già operato dal presidente uscente Zeno D'Agostino, ormai dimissionario Zeno D'Agostino, in questi lunghi anni di presidenza nell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone, un'eredità importante ma che, avendo avuto una strada già tracciata, diventa anche più in qualche modo semplice seguire la rotta di quanto già disposto da chi ha ricoperto l'incarico per tanti anni. Vi lascio all'intervista, poi Sveglia Trieste ritornerà domani mattina a partire dalle 7, ci sarà Laura Buccarella che avrà i consueti ospiti del mattino e quindi l'appuntamento con questa trasmissione è per domani. Vi lascio l'intervista. Vittorio Torbianelli, tra
emozione e responsabilità di questo incarico di traghettatore dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone dopo l'addio di Zeno D'Agostino? Qual è appunto l'emozione da una parte e dall'altra parte l'aspetto operativo su cui mettersi al lavoro? Ma intanto l'emozione io non la posso negare, perché in questi 7 anni in cui lavoro all'autorità portuale ho visto probabilmente uno dei periodi più straordinari, ecco, di sviluppo di questo porto su uno lunghissimo scenario, grazie alla presenza di Zeno D'Agostino. Per me è stato poi la motivazione per cui io sono venuto a lavorare in questo porto, e questo non lo posso dimenticare, per cui un legame che non si può, ecco, negare, e tanto meno si interrompe. E poi tante lezioni apprese che mi permettono di guardare con fiducia a questo mandato, che comunque è di grande responsabilità, anche se transitorio. Continueremo sulla strada intrapresa, il campo è già totalmente definito negli obiettivi e nei tracciati. Si tratta di portare il lavoro quotidiano, che peraltro come segretario generale ogni giorno ormai da 3 anni gestisco, per far andare avanti la macchina e i progetti. Ci sono molti impegni. Oggi abbiamo un'autorità di sistema che lavora veramente sotto pressione per tutti gli investimenti del PNRR e del PNC che sono in corso, fra nuovi sviluppi infrastrutturali, investimenti sull'elettrificazione delle banchine e altre attività. Quindi è un momento particolarmente intenso, e l'obiettivo è quello di tenere le tempistiche su tutti i progetti. Finora dobbiamo essere complessivamente molto soddisfatti, è una sfida che nei prossimi anni, fino al 2026, continuerà con la massima energia. Ecco, il vantaggio appunto suo è quello di essere già dentro il motore dell'autorità portuale, soprattutto sui progetti, sulle infrastrutture, come ad esempio la stazione ferroviaria di Servola, piuttosto che il terminal ungherese, rispetto ai quali avevamo fatto anche uno speciale assieme a lei di Tele4. Qual è la situazione per esempio su questi 2 fronti? Ma diciamo che i progetti vanno avanti, credo che in settembre si inaugureranno i lavori veri e propri sulla zona delle Noghere, quindi del terminal ungherese. Stiamo concludendo invece tutto il processo approvativo complessivo, e quindi la conferenza dei servizi della stazione di Servola. Qui qualche piccolo ritardo c'è stato, dovuto diciamo proprio ai momenti iniziali, ma sono piccoli, e quindi abbiamo fiducia che questo progetto inizi a correre anche lui sul piano concreto, anche perché si collega all'estensione del Molo Ottavo, che è un altro grossissimo progetto che oggi il governo ha deciso in qualche modo di sostenere. Certo, lì anche poi con il passaggio di MSC, piattaforma logistica, soprattutto una fase del futuro che vedrà un ampliamento del porto. Sicuramente siamo in una fase di grande lavoro, di ampliamento, il porto si sta estendendo verso la parte più orientale, le infrastrutture già esistenti sono anche ulteriormente migliorate, ma soprattutto stiamo investendo anche sugli aspetti ambientalmente migliorativi. Ecco, l'elettrificazione delle banchine è una premessa affinché un domani il porto non sia più un luogo da dove viene emesso inquinamento. Per noi questa cosa è assolutamente fondamentale, e quindi c'è una visione abbastanza ampia. E non ultimo il tema del rapporto con tutto il sistema regionale. Ricordiamo che noi gestiamo 2 porti, Trieste e Monfalcone. Monfalcone per noi è molto importante. È un porto che può crescere tanto, anche con i nuovi concessionari, ci si sta investendo in ferrovia, nei prossimi anni deve aumentare ulteriormente il suo ruolo proprio nel sistema ferroviario, collegati anche a quelle che sono le infrastrutture della regione. Qui io credo che sia assolutamente da vedere con un grande benvenuto l'idea che la Regione Friuli-Venezia Giulia possa costituire anche questo terreno di fertilizzazione del sistema regionale delle piattaforme logistiche. Cervignano oggi è già in corsa per diventare un vero punto di hub strategico per la ferrovia e la logistica di tutti i porti, e così anche poi la zona industriale di Trieste, dove come sapete ci sono ulteriori prospettive di insediamento produttivo, e quindi ci sono veramente tanti elementi da continuare a gestire. A proposito di moli, i lavori al molo settimo prodromici, diciamo così, al raddoppio sono praticamente al via, che è uno dei cuori dello scalo nostrano.
Il Molo VII rimane il terminale contenitori del porto di Trieste, ci sono i progetti nostri, ci sono i progetti loro di allungamento e i cantieri piano piano si stanno avviando verso la partenza. Lei prima parlava di insegnamenti e di visione di Zeno D'Agostino. Una delle ultime, diciamo così, eredità è stata quella di pensare a nuovi mercati anche a seguito della crisi di Suez, in Nord Africa da una parte, dall'altro giorno c'è stata una riunione, un meeting tra i rappresentanti del Molo VII e l'Arabia Saudita, che è oltre Suez ma è più vicina a un nuovo mercato di riferimento anche per l'Africa e per l'Asia. Ecco, anche da questo punto di vista bisogna continuare a ragionare su, diciamo così, rotte diverse, mercati diversi. Zeno D'Agostino è un grande manager e quindi la diversificazione dei rischi e dei portafogli è uno dei principi base su cui un grande manager imposta le strategie, quindi io sono assolutamente d'accordo. I porti non sono mai delle monoculture specializzate, guai a averle. Però un altro insegnamento di Zeno D'Agostino è quello del dialogo con tutti, con le istituzioni, e quindi anche la diversificazione dello stile con cui si interloquisce fra soggetti, e questo penso che sia forse in questo momento il valore più alto e più importante che noi con tutto il cuore porteremo avanti sulla stessa strada. Ecco, a proposito di dialogo, eredita anche una, tra virgolette, patata bollente relativa all'aumento della tassa sulle merci che transitano in porto. D'Agostino aveva già detto, su certi ambiti bisognerà capire, diciamo così, come trovare una mediazione, posto che le tasse non aumentavano da tempo immemorabile sulle merci. Allora, diciamo che io rispondo brevemente. Noi abbiamo subito, già con Zeno, aperto il dialogo sulla discussione, perché alcuni elementi erano assolutamente importanti da essere compresi meglio, e diciamo che preannunciamo un percorso a breve che penso che sarà assolutamente soddisfacente per tutti. Ecco, si parla sempre di industria collegata al porto e di ruolo dei punti franchi nell'attrazione d'impresa, ad esempio MSC sul post Wärtsilä ha avuto questo tipo di sostegno, nel senso che è stata l'autorità portuale a spiegare anche le opportunità. Al tempo stesso bisogna costruire, diciamo così, i rapporti con chi può avere l'interesse in quell'agevolazione, perché ovviamente non funziona in tutti i tipi di sistemi industriali. Assolutamente vero, l'arte sta nel capire come mettere assieme le opportunità del territorio con le effettive esigenze dei players, e quindi costruire le miscele giuste. Nel caso di MSC questa miscela c'è, speriamo, noi lavoriamo sul tavolo dell'accordo di programma proprio in questi giorni, che insomma si prosegue, che ci siano ricadute ulteriormente importanti già rispetto a quelle che ci sono state con la British American Tobacco, ma anche, ripeto, con quello che succede quotidianamente nel porto, dove ancora adesso, e spero continui a lunghissimo, il punto franco viene usato per lo stoccaggio di merci, dei metalli, eccetera. Le possibilità sono grandi, la questione è come sviluppare anche la comprensione di questo modello proprio per chi produce attività di tipo industriale. Da commissario del porto, cosa si sente di dire invece ai portuali, a coloro che lavorano in banchina, in un momento in cui anche questo tipo di lavoro via via si trasformerà con le nuove tecnologie, ma che rappresentano comunque la base operativa dello scalo? Assolutamente, io su questo devo dire che siamo sempre assolutamente con loro. Il primo occhio va alle persone che la mattina si alzano e vanno sulle banchine. Noi abbiamo un sistema che è stato anche questo costruito da Mario Sommariva e da Zeno D'Agostino, che ha messo in equilibrio uno schema di capacità di intervenire attraverso, diciamo, il nostro ruolo col piano organico, con l'ALPT. Credo che su questo continueremo assolutamente a garantire quello che è stato fatto in questi anni e che ha permesso di mantenere la pace sociale in questo porto, che non è poco. Il decreto salva casa è una novità che è ancora in fase di test da parte